Siamo svegli dall'alba con i nostri amici, operativi, stanno già iniziando a sbaraccare e basta, si parte. Una giornata cominciata all'alba, quella delle penne nere della Marca, che hanno iniziato a sfilare alle 12:45 con la sezione di Valdobbiadene. Con i suoi quasi 2000 alpini, con un territorio straordinario che è paesaggio UNESCO e che è quel paesaggio immutabile grazie al loro lavoro. Poi è la volta della sezione di Vittorio Veneto con il tradizionale striscione Città della Vittoria. Ali alla vittoria alla quale ha contribuito con le sue medaglie d'oro, ha contribuito con la sua gente, con il suo ardore, con la fermezza nel resistere durante l'anno dell'invasione. Numerosi sindaci del Vittoriese che hanno sfilato con la fascia tricolore al fianco delle penne nere e poi grandi applausi quando passano le salmerie con i muli. Sono loro, capitanati da Tony De Luca, sono loro che insieme con quei vecchi muli che portavano il nome di Roso, portavano il nome di Mila, di Orio, di Rena, di Marna, hanno segnato la storia degli sconci e degli alpini in pace e in guerra. Poi è la volta di Conegliano che in occasione del centenario a metà giugno ospiterà il raduno Triveneto. Che si accingono a festeggiare il loro centenario di Costituzione, a ridare alla città in nuova veste la tradizionale scalinata degli alpini, ad offrirsi ancora una volta nella memoria con una mostra che ricorda le opere degli alpini. Suona con mestizia la fanfara alpini di Conegliano con il lutto sul labaro per la scomparsa dell'ex presidente Sergio Saccon. Perché nel suo cuore c'è la memoria del nostro Sergio, del suo coordinatore, del suo infaticabile, sorridente ragazzo. Infine Treviso apre la fanfara alpina di Masere, poi le penne nere alfieri degli 88 gruppi della sezione. Portano quel paesaggio di opere buone che si chiama solidarietà, che si chiama fare, che si chiama davvero concretezza. Il ricordo dell'alpino Gentilini. Tra i tanti certamente oggi andiamo a ricordare anche Giancarlo Gentilini, il già sindaco della città di Treviso, che con la sua verve, con il suo modo di essere, con la sua schiettezza è stato anche testimone del modo di essere degli alpini, fatti per essere e non per apparire. Chiude la protezione civile e le 88 bandiere con il tricolore. Tante quante sono i gruppi della sezione di Treviso che con i suoi oltre 10.000 alpini continua infaticabile a raccontare la storia e a dedicarsi a un motto di speranza. Viva gli alpini! Viva gli alpini, e gli alpini li abbiamo questa mattina 23 maggio, che sembra autunno inoltrato, altre primavere, un freddo di Madonna fora. Ecco, per fortuna mi riscaldano i cuori, ci riscaldano i cuori questi alpini che abbiamo ospiti questa mattina. Siamo con Maurizio Casetta, presidente ANA Alpini sezione Vittorio Veneto, assieme a Andrea Pagotto, vicario ANA sempre di Vittorio Veneto. Grazie di essere qui. Adesso sentiremo anche le emozioni, tante sfilate, ma è sempre un'emozione, e i numeri che riescono a fare non solo durante la sfilata in presenza, ma da casa. Cosa viene, i numeri che guardano queste sfilate sono incredibili. Vediamo se abbiamo anche collegato il dottor Maurizio Antonini. Eccolo qua, buongiorno dottor Antonini, direttore CIA Confederazione Agricoltori. Parleremo anche di agricoltura, con questo tempo sentiremo cosa ci dirà il direttore. Buongiorno Mirella, Antonini. Buongiorno, buongiorno carissimo, grazie veramente di essere qui. Poi parleremo anche di ciclismo, di Giro d'Italia, perciò tante, svegliatevi, diciamo, si chiama Sveglia Veneti sta trasmissione, e noi in Baucai, svegliatevi. Allora, partiamo dal Presidente. Presidente, cosa ci racconta, che numeri siete riusciti a fare
anche con questa ultima adunata, con questa sfilata, e soprattutto tanto sacrificio, ma ripagato dopo dei numeri che vi hanno guardato, che vi hanno accompagnato, e sono veramente numeri che penso anche voi rimanete sempre impressionati, perché dopo tante sfilate a trovare questi numeri e questi ascolti vuol dire che siete nel pezzo. Prego, Presidente. Assolutamente. Noi eravamo un po' timorosi alla vigilia della Dunata di Biella perché Biella era una città piccola, è una città piccola, è lontana da noi, per cui avevamo timore che tanti alpini non venissero a Biella alla Dunata. Invece abbiamo avuto una sorpresa, che Biella si è presentata come una città, l'ho detto ormai tante volte, a misura d'uomo e a misura ovviamente d'alpino. Città piccolina, città molto accogliente, città raccolta nel suo centro storico, dove le penne nere d'Italia si sono ritrovate tutti. Abbiamo trovato tutti, perché il centro è abbastanza concentrato, per cui più o meno tutti lì, e ci trovavamo continuamente, quindi è stata una Dunata molto, molto interessante. I numeri diciamo sono più o meno simili alle altre Dunate, quindi non parliamo di Vicenza e di Udine, che sono state qualcosa di eccezionale, però per una città come Biella avere quasi 500.000 tra alpini, ospiti eccetera, insomma non è cosa da poco, assolutamente non è cosa da poco. Noi come nostra sezione, adesso parlo della mia sezione, eravamo circa in 250, Andrea, no? E quindi è stata veramente una gran bella adunata. Allora sentiamo anche Andrea Pagotto, che è vicario. Anna, riuscite a fare questo perché? Perché avete fatto una semina incredibile negli anni, però siete riusciti a intrigare, perché tutti sono protagonisti. Quando voi partite ognuno diventa protagonista di qualcosa. Ecco, questa è forse là che vi fa veramente avere così tanti numeri. Però adesso dobbiamo anche capire come coinvolgere i giovani che mancano. Io ho avuto anche il presidente nazionale, anche lui ha detto: Mirella, purtroppo ci mancano i giovani, anche noi cominciamo a sentire. Forse dovrebbero le istituzioni, parlo quelle che sono alte, capire che abbiamo la fortuna di avere queste associazioni importantissime, dove la regola, il rispetto, il valore, la passione sono fondamentali anche da trasmettere, e riescono, però devono dare la possibilità, meno burocrazia, perché c'è una burocrazia che ci sta distruggendo e questo non va assolutamente bene, però io sono convinta che se uniamo le forze ce la faremo ad avvicinare i giovani. Cosa ne pensa Pagotto? Allora, la Dunata è vero che è il momento clou dell'anno, dove c'è l'incontro di tutte le sezioni, di tutti gli alpini d'Italia, e sono 3 giorni di festa, 3 giorni di incontri, 3 giorni di ritrovo di amici, eccetera, eccetera, ma non dobbiamo dimenticare quelli che sono i 364-363 giorni che vengono vissuti quotidianamente da noi alpini. Quindi è vero, tutto quello che lei ha elencato è importante. Il lavoro che dovrebbe essere fatto e che noi proviamo a portare avanti durante l'anno è la cosa importante, che poi ti porta alla Dunata nazionale, alla Dunata del Triveneto che arriverà fra poco, e sono quei momenti di festa in cui cerchiamo di unire un po' tutti quanti. Dobbiamo lavorare molto però sul quotidiano, dobbiamo lavorare molto sulle attività che tutti i vari gruppi delle varie sezioni fanno, e di conseguenza l'apporto delle persone con l'avanzare dell'età logicamente è sempre meno, e il coinvolgimento di persone nuove, di giovani, anche delle istituzioni è il lavoro quotidiano che dobbiamo fare, che stiamo facendo. Anche perché voi fate dei campi lavoro dove avete proprio in questi anni dei numeri importanti, dei ragazzi campi scuola, che li fate anche lavorare, diciamo lavoro, perché qua lavoro sembra che sia la bestemmia ormai. Sì. Far lavorare un ragazzo sembra che le facciamo male. Allora, ecco, sono dei campi scuola dove il ragazzo si impegna, e avete anche dei numeri, Presidente, che vorrebbero ritornare. Sono dei numeri importanti, vuol dire che riuscite a intrigare questi ragazzi che hanno piacere di fare questo campo scuola, che vuol dire impegno e anche sacrificio. È impegno, sacrificio, ed è soprattutto noi cerchiamo
facciamo un po' gli educatori in questo caso, perché facciamo dei campi scuola sì con la protezione civile, quindi li facciamo anche lavorare, ma soprattutto gli insegniamo dei valori fondamentali per la vita, che è il rispetto, che è portarli al volontariato e portarli a pensare che non è una persona, non devono essere individualisti, ma devono dare per tutte le persone, per le persone che hanno anche meno fortuna di loro. Allora sentiamo anche il dottor Maurizio Antonini, direttore CIA Confederazione Agricoltori, cosa ci dice, i numeri che avete, anche voi avete bisogno di manodopera, abbiamo una forza lavoro che forse manca ma che possiamo trovare anche in altre situazioni, solo che anche voi fate fatica. Ecco, io penso che forse qualcuno deve capire di unire le forze. Lei sa dove voglio andare a parare, dottor Antonini, ma ci arrivo un po' alla volta perché sennò qualcuno salta dalla sedia. E questa forza lavoro ce l'abbiamo e sono i diversi. Ecco, questa parola che ha usato anche Papa Leone XIV, la paura, molta paura di tante persone del diverso. Però questo diverso può lavorare, può rendersi utile. Cerchiamo anche di capire quello di cui abbiamo bisogno. Io dico sempre, dottor Antonini, che non sono tutti delinquenti, ecco, non sono tutti spacciatori. Io li vado a trovare, cerco di aiutarli, parlo con loro. E la prima cosa che mi chiedono, dottor Antonini, mi dicono: Mirella, fammi lavorare. E io gli dico: cosa sai fare? Lavoro la terra, lavoro il legno, non hanno i nostri strumenti, dottor Antonini, non li conoscono, però forse lavorano meglio di qualcun altro. Allora cerchiamo di capire come fare per recuperare questa forza lavoro, perché non ce l'abbiamo, è inutile che ce la raccontiamo. I numeri non li abbiamo più, non è che non vogliono lavorare come qualcuno sta cercando di far passare il messaggio, non abbiamo i numeri. Prego, dottor Antonini. Grazie Mirella, mi conceda solo una riflessione sugli alpini, perché penso che loro stanno veramente dando l'esempio oggi di una società multietnica, ma soprattutto una società piena di valori. Vede, non esiste comunità, a mio avviso, se non ci sono i valori, e penso che oggi gli alpini danno proprio questo, danno dei valori importanti alle persone e estraggono anche valori importanti alla società completa, e quindi un grazie sincero al corpo degli alpini e agli uomini che fanno parte di questo corpo, uomini e donne che fanno parte di questo corpo e che ogni giorno ci insegnano sempre qualcosa. Ritornando nel ragionamento che fa lei, Mirella, sulla questione del lavoro, lei sa come noi la pensiamo, cioè noi oggi in agricoltura soprattutto abbiamo necessità di avere manodopera. Molto spesso questa manodopera non riusciamo ad averla perché comunque ci vuole un minimo di formazione su questa manodopera, e quindi noi oggi abbiamo necessità di mettere insieme le nostre forze delle organizzazioni professionali agricole insieme anche al Ministero, insieme anche alle istituzioni, per cercare di dare formazione soprattutto alle persone extracomunitarie, per darci la possibilità poi dell'assunzione di manodopera. E soprattutto, come lo diceva lei all'inizio, ma è un elemento determinante per tutto quanto questo, meno burocrazia. Noi avevamo intrapreso qualche anno fa tutta una serie di attività utilizzando i voucher che per noi era un sistema che mettevano in regola le persone, che davano la possibilità alle persone di essere in regola, ma nello stesso tempo dava la possibilità anche agli imprenditori agricoli di assumere queste persone in maniera molto veloce e senza tanta burocrazia. Oggi i voucher non ci sono più, e quindi noi chiediamo con forza e determinazione, perché così è il punto, che ci sia data la possibilità di utilizzare la manodopera extracomunitaria, ma utilizzando anche meno burocrazia e meno vincoli possibili. Certo, con attività di formazione, un sistema di controllo da parte del Ministero, da parte degli organi di competenza, però noi oggi abbiamo necessità di avere questo. Direttore, è vero quello che dice, però è anche vero che questa formazione, io la penso così, in parte, non tutta, ma in parte si può fare anche lavorando.
Io mi ricordo quando c'era la famosa naia, cioè io quando ho questi ospiti oppure le persone mi raccontano, imparavi a lavorare durante la naia, facevi la patente durante la naia, guidavi questi camion e poi non è il caso che forse, dottor Antonini, qualcuno ascolti che forse quelli che riescono a fare, cioè perché noi dobbiamo capire chi fa cosa. Allora, tu cosa sai fare? Io so solo lavorare la terra. Perfetto, allora vediamo di cercare di trovare quello. Tu cosa fai? No, io so guidare. Cioè, capisce, dottor Antonini, che è come il mondo del volontariato. Hanno fatto un grande minestrone, hanno messo dentro tutto e di più, così tutti facciamo tutto e alla fine non facciamo niente, perché ritroviamo l'anziano morto in casa, una solitudine pazzesca, non riusciamo ad arrivare ad aiutare perché non abbiamo il nome e il cognome, perché c'è la privacy, non so dove hanno messo la privacy, dove serve non c'è, dove non serve ce l'hanno messa. Capisce, dottor Antonini, che io che vivo, perché lo sa che io ho un banco solidale dal 2010, lei non ha idea cosa io vedo tutti i mercoledì, è una cosa pazzesca. Io ho i cinquantenni, dai 40 ai 60, tutti magazzinieri che non riesco a collocarli. Allora, è inutile che mi vengano a raccontare che non si può, questi hanno anche voglia di lavorare, ma nessuno li chiama, dottor Antonini. Non è che non ho voglia di lavorare, non li chiama nessuno. Io ho avuto il presidente Contarina, lo dico davanti alle telecamere, che ha detto ho bisogno di forza lavoro. Perfetto, te li mando io. Chiamato nessuno. Allora capisce, dottor Antonini, che c'è qualcosa nell'ingranaggio che non va e che bisogna discutere, sedersi gli addetti ai lavori attorno a un tavolo per trovare le soluzioni, cercando di far capire a chi di dovere che la burocrazia può essere anche superata. L'abbiamo vista col Ponte Morandi, dove vogliono la burocrazia viene superata. Lei ha detto abbiamo fame di forza lavoro. Presidente, cosa dice lei? Ecco, di quello che ha detto anche il direttore Antonini, di quello che ho detto io, sì. Voi che vivete anche la storia. Beh, assolutamente è vero, il lavoro manca, ma il lavoro c'è alla fine, perché manca proprio credo la volontà di provare altre tipologie di persone all'interno del mondo del lavoro. Forse è un fatto culturale, sicuramente è un fatto culturale, perché finora abbiamo sempre avuto una sovrabbondanza di manodopera. Adesso che abbiamo effettivamente dei problemi di manodopera, non riusciamo a fare il salto di qualità e trovare un altro tipo di manodopera o altro tipo di lavoratori. Dovremmo veramente fare questo salto. Poi la burocrazia la vediamo anche noi con il volontariato, che è una cosa che come in gergo ci taglia veramente le gambe. Faccio un piccolo esempio. E lo faccio anche nominando una persona che non c'è più, ed è il dottor Gentilini, perché lui è vittoriese, no? Vittoriese, e manda una lettera alla sezione di Vittorio Veneto dicendo ma è una vergogna che il sentiero che porta da Vittorio Veneto a Sant'Augusta sia in quelle condizioni, ma gli alpini cosa fanno, ma gli alpini perché non... E allora il presidente di allora, che era Francesco Introvigni, che lei conosce molto bene, che salutiamo ovviamente, con Fabio, il presidente nazionale, esattamente, mi dice vuoi rispondere tu? Gli ho risposto e ho detto ma dottor Gentilini, due sono i problemi. Uno è che la media della nostra età si avvicina molto alla sua età, per cui non possiamo lavorare, non abbiamo la possibilità perché per mancanza di forza fisica. La seconda è non possiamo farlo semplicemente per tutti i vincoli burocratici che ci sono. Una volta mettevamo i sentieri, facevamo manutenzione a opere eccetera, adesso non possiamo più. Deve essere un'azienda specializzata con tutte le certificazioni in ordine, quindi a noi volontari questo tipo di volontariato non possiamo più farlo, assolutamente sì. Quindi molto chiaro, Presidente. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo, veloce mi raccomando.
Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Conosco molto bene gli alpini perché con gli alpini sono andato a Cuneo, sono andato a Catania, va bene, go a Pove, a Borso, da tutti i paesi ho tanti amici alpini, vado a fare feste con gli alpini e c'è tutti brava gente, tutta gente che lavora, gente che fa per niente, non quello che ti domandi. Si sa che c'è un problema, i corri tutti per aiutare la povera gente. Gli alpini e basta, non sta per interesse, si fa per aiutarti, per fare del bene. E dopo quello che manca, c'è lo Stato, perché non avevo i fiori non nasce più, perché gli operai per 1.200 euro al mese, come gusto chi fa a fiori? Si facesse in case come si faceva una volta, a pochi che dava le case di scatto, finiva la guerra perché erano abbastanza anni. Si faceva le case lì a casa, gli dava a 10.000 franchi al mese a riscatto per 25 anni. Gli aveva 7 fiori per famiglia. Adesso qui 6 anni poi neanche a sposarsi. Ma dove siamo arrivati? E il governo che ha perso il centro del problema, ne basta andare a farci vedere, parlare di miliardi di armi. Ma dove siamo arrivati? Siamo veneti noi altri, gente che quello che abbiamo, se abbiamo fatto spaccando sia a vita né a terra. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, siamo veneti ma siamo anche un fiamme in baucai, come che ha detto il nostro ospite, sarà meglio che se svegliamo perché qua sennò non andiamo avanti, anche perché ci sono veramente delle emergenze e delle priorità che dobbiamo assolutamente risolvere, non è che possiamo aspettare in eterno. Andiamo a vedere anche dazi sull'agricoltura, andiamo a Padova, poi commentiamo col direttore Antonini. La guerra dei dazi tra USA ed Europa preoccupa i viticoltori veneti e padovani. L'aumento delle tasse doganali per i prodotti vitivinicoli europei da parte dell'amministrazione Trump rischia di danneggiare molto il comparto. In Veneto l'export di vino verso gli Stati Uniti vale oltre 2,8 miliardi di euro e sono 7,7 i milioni di ettolitri esportati. Negli ultimi 10 anni il valore è raddoppiato. Oggi stiamo vivendo quella che è una vera e propria guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Abbiamo visto di recente, letto, le comunicazioni del Presidente Trump che intenderebbe adottare dei dazi sul vino importato negli Stati Uniti pari al 200%. Questo per l'Italia e per la regione Veneto, soprattutto una regione fortemente vocata all'export, dove il primo mercato principale di riferimento è quello degli Stati Uniti, pensate che vale circa 2,2 miliardi di euro, creerebbe un danno economico ingente. Per i produttori padovani l'export di vino verso gli USA vale circa un quarto del vino venduto all'estero, per un totale di oltre 40 milioni di euro. La parte del leone la fa il Prosecco, che negli ultimi 10 anni ha visto una progressione di vendita del 330%. Auspichiamo che ci sia la volontà da parte dell'Europa e degli Stati Uniti di sedersi attorno a un tavolo per trovare una soluzione concreta. Abbiamo una filiera importantissima, abbiamo dei produttori e dei prodotti soprattutto che ci vengono riconosciuti in tutto il mondo e abbiamo l'obbligo di poter dare una continuità alle nostre aziende e alle nostre imprese che ben stanno facendo. Ma che bravo, avete sentito che la chiarezza. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao, buongiorno a tutti quanti. Ciao. Volevo fare a scheggia una domanda ai tuoi ospiti alpini. Cioè, mi abito a Rovigo e non mi sento di far parte degli alpini, no, perché sono in pianura bassa, però ho percepito sempre gli alpini come una comunità umana buona, tranquilla, pacifica, altruista e anche ordinata, che non guasta mai. Dico, sono rimasto quando che ho appreso che c'è due i luoghi della memoria degli alpini. Uno è l'Ortigara, dove gli alpini eroicamente ha difeso il confine della nazione, della patria, e ha vinto. Quell'altro, e lì che sono rimasto, è, se non sbaglio, Nikolaevska, cioè quella battaglia, quella guerra fatta in Russia, nella steppa, no? Nei quali gli alpini, tra l'altro molto fuori dai confini, in cattivissima compagnia, ha perso e si è dovuto ritirare. E dico, ma com'è possibile che delle persone così tranquille, buone, umane, vada a celebrare un episodio del genere? Dopo lentamente ho percepito
che lì più che l'aspetto militare viene celebrato l'aspetto umano e il ricordo delle persone. Ecco, mi chiedo se può fare un piacere uno dei tuoi due ospiti, un piacere a me, ma non penso anche non solo a me, se può dire che quando ricorda quella battaglia in Russia non c'entra nulla l'aspetto militare, ma quasi, se non solo unicamente, l'aspetto umano, cioè ricordare compagni e persone che si trovava loro malgrado in un episodio che avrebbe fatto anche meno, però è giusto ricordare perché molti hanno perso la vita nella ritirata, eccetera. Cioè, Nikolaevka, se è questo nome, è solo un ricordo umano che non ha a che fare nulla con la dimensione militare, se può, se no per carità. Buongiorno, grazie. Tranquillo, andiamo per ordine. Prima rispondiamo anche e commentiamo il video che abbiamo visto, che è molto importante, sui dazi che stanno preoccupando l'agricoltura. Prego, Presidente, dottor Tonini. Ovviamente i dazi stanno preoccupando, anche se in questi giorni insomma, si vede che si sta auspicando insomma, questi accordi che dovrebbero quantomeno dare delle risposte anche concrete per i dazi. Però ecco, su questo va ricordato due elementi importanti. Il primo è che il Veneto comunque è un produttore di quasi 36 prodotti tra DOP e IGP, quindi di grande qualità. E sulla grande qualità noi ce la giochiamo, quindi noi dobbiamo valorizzare i nostri prodotti, dobbiamo valorizzarli nell'export. Nel momento in cui noi valorizziamo i nostri prodotti dobbiamo valorizzare anche il nostro territorio. La filiera del vino, come è già stato citato, è una filiera importantissima, ma ricordo anche tutta la parte dei formaggi e quindi tutta la parte lattiero-casearia del Veneto con propri prodotti importanti come l'Asiago, i Grana ed altri formaggi estremamente importanti, e anche l'olio, perché anche l'olio è un altro prodotto importantissimo per quanto riguarda il Veneto dell'export. Quindi noi oggi abbiamo necessità di valorizzare questi prodotti e di far sì che questi prodotti siano riconosciuti ai consumatori. Ovviamente il riconoscimento non deve essere fatto solo un riconoscimento del prodotto, ma anche legato al nostro territorio. Su questo il Veneto, noi siamo molto bravi a esportare questo e quindi su questo insomma diamo anche risposte anche abbastanza importanti e concrete ai nostri consumatori, ma soprattutto ai nostri agricoltori. La ringrazio, dottor Antonini, anche se io aggiungerei anche la creatività che hanno queste persone. Abbiamo visto anche quel problema che hanno avuto delle quote latte, come hanno cambiato con grande difficoltà, ma sono riusciti, anche non tutti ma molti, a riuscire a essere nel pezzo. Guardate che non è mica facile dalla sera alla mattina inventarti tutta un'altra cosa. Il vino sì, ma anche l'olio sì, ma anche i formaggi. Guardate, veramente abbiamo una creatività che da un pezzetto di legno cosa riusciamo a tirare fuori. Sì, intelligenza artificiale, ma ha un inizio l'intelligenza artificiale ed è la creatività che ha il popolo italiano nel DNA. Questo dobbiamo dirlo perché merita questo. Forse se la politica premiasse di più la meritocrazia, forse tutti quanti andremo bene. E delle volte io sento anche che criticano anche questa Premier che sta cercando anche lei di gestire una situazione che delle volte è anche imbarazzante, ma non è mica facile. Se ritrovate in mano una patata no bollente di più, che sai, finché sei all'opposizione critiche, ma dopo quando sei nel pezzo non è mica facile. Lei si sta cercando anche lei di trovare degli equilibri, poi ognuno fa le proprie riflessioni, però che non si dia da fare, no, assolutamente, e vediamo, poi ognuno fa le proprie riflessioni, però ecco, deve stare in Italia, no, non deve stare in Italia, deve girare, deve cercare di trovare quegli equilibri anche per il nostro Import-Expo, che è fondamentale per tutti. Allora sentiamo adesso la risposta, poi andiamo in pubblicità e facciamo anche il cambio ospite, arriverà il ciclista. Allora, Presidente, come rispondiamo a Vladimiro da Rovigo? Beh, allora, una cosa solo, noi assolutamente non celebriamo mai la guerra, ma onoriamo i caduti alpini, non alpini, comunque i soldati che sono caduti nei fronti. Nikolaevka parlava di Nikolaevka, parlava di Ortigara, per cui tra le altre cose sull'Ortigara c'è una colonna mozza dove è stata fatta tra le altre cose la prima adunata degli alpini nel 1922, se non erro,
e sulla colonna mozza c'è proprio scritto per non dimenticare. Noi non vogliamo assolutamente dimenticare i nostri caduti della prima guerra mondiale, della seconda, di tutto l'arco, diciamo, del Novecento, ovviamente. Abbiamo un motto noi alpini, che è onorare i morti, i nostri morti, aiutando i vivi. Ecco, questo è quello che ci tiene in vita da 105 anni ormai, perché l'associazione, 104, l'associazione è nata nel 21, 2 anni dopo la fine della prima guerra mondiale, per cui questo è il nostro motto che ci tiene effettivamente in vita, e continuiamo assolutamente con questa filosofia di vita e di volontariato. Per quanto riguarda invece Nikolaevka, sì, c'è stata una battaglia molto cruenta. Mi è piaciuto quando l'ospite diceva che eravamo in cattiva compagnia. Questo sono fatti storici, non possiamo cambiarli, questo è il dato di fatto, però anche lì noi non celebriamo assolutamente la guerra, basta leggere 2 libri che sono fondamentali per capire cosa è stata soprattutto la ritirata dalla Russia. Quindi Il sergente nella neve di Mario Ligorni Stern, ovviamente, e Le 100.000 gavette di ghiaccio del dottor Bedeschi, che danno, scusate il termine, danno una visione quasi romantica della ritirata di Russia, per cui ma ci fanno capire molto bene qual era lo stato d'animo delle persone che erano in quel momento in quei posti, diciamo, molto brutti, ecco, usiamo semplicemente questo termine. E ci fanno appunto sentire veramente i loro sentimenti. Leggendo questi 2 libri ci fanno sentire i loro sentimenti, e noi continuiamo a onorare i caduti, chi è rimasto lì e chi è ritornato anche dalla Russia, avendo questa visione. Visione. Assolutamente. Allora andiamo a vedere, prima di salutare Andrea Pagotto, andiamo a vedere questi ascolti della Adunata degli Alpini per far capire l'importanza di queste adunate, di questi eventi, veramente che dovremmo riflettere su questi numeri. Io volevo partire con questa bella immagine che sono i gruppi di rievocazione, e sono i gruppi di rievocazione della Grande Guerra. Vedete poi i vestiti, per cui si stanno già preparando. Però dal mattino presto, con i primi alpini in movimento fino al passaggio della Stecca e all'arrivederci a Genova 2026. Anche quest'anno le reti Media Nord-Est fanno segnare ascolti record per l'Adunata Nazionale degli Alpini, che si è svolta a Biella, dimostrando che anche quando gli eventi legati alle penne nere si svolgono fuori dal Veneto, sono le reti Media Nord-Est, Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, quelle considerate di riferimento dal pubblico. Oltre 1.100.000 spettatori hanno assistito al lungo sfilamento dei gruppi alpini per le strade della città piemontese. Dati, quelli certificati dall'Auditel, che registrano una leadership assoluta del gruppo Media Nord-Est rispetto alle emittenti concorrenti, come si nota anche dal nostro grafico elaborato sull'ascolto medio Auditel nella giornata di domenica, e che dimostra il solido legame tra Media Nord-Est, le penne nere e i telespettatori costruito negli anni. Fanfara Montegrappa, cosa volete che suoni? Non può che suonare la canzone simbolo della sua storia. Telespettatori che hanno premiato lo sforzo di giornalisti e tecnici fin dalla sera prima, quando Media Nord-Est ha raccontato la vigilia della grande adunata con i cori alpini e l'allegria che già si diffondeva in città in vista dell'adunata nazionale dell'indomani. In 100.000 a sfilare da tutta Italia, e il Veneto, per numero di presenze, è stato tra i protagonisti assoluti. Da casa tutto l'affetto del pubblico delle grandi occasioni, con oltre 1.100.000 spettatori, che Media Nord-Est ricambierà il 15 giugno mandando in onda sulle proprie reti l'adunata Triveneta, in programma nella Marca trevigiana, Conegliano, città alpina per eccellenza, che festeggia il centenario di fondazione della sua storica sezione. Quando il terzo raggruppamento si ritroverà a Conegliano.
Allora sentiamo Andrea Pagotto con quale messaggio commenta questi ascolti, questi numeri e come ci saluta. Prego Pagotto. Beh, quello che avete fatto vedere è il risultato di momenti di felicità, momenti di incontro, momenti di orgoglio anche di partecipare da parte degli alpini alla sfilata della domenica, ed è un momento di incontro veramente con moltissime persone che vivono magari dall'altra parte dell'Italia. Il saluto che vogliamo dare è un arrivederci a Conegliano per quanto riguarda il Triveneto, perché fra qualche settimana il raduno del Triveneto è il secondo evento in termini di numeri per quanto riguarda le presenze. Conegliano è una città alpina, una città che ha dato... Avete già scaldato i motori? Abbiamo già scaldato i motori, Conegliano credo sia assolutamente pronta, ne sono certo, ne siamo certi, e quindi credo che sarà un'altra gran bella giornata anche domenica. Grazie Andrea Pagotto, vicario AN di Vittorio Veneto, che lascerà il posto al nostro Mario Grassi, presidente società ciclistica, e poi vedete una maglietta che dice tutto, e andiamo in pubblicità. Culmineranno ad Asiago i 215 km della 15ª tappa del Giro d'Italia. Con 3.900 metri di dislivello, la frazione della Corsa Rosa potrebbe ridisegnare parte della classifica al termine della seconda settimana. Dopo aver attraversato le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, i ciclisti saliranno in cima a Grappa da Romano Dezzelino, scendendo verso Fonzaso e risalendo in quota da Primolano a Denego fino ai 1.000 metri di Asiago. Sarà una grande sfida, siamo pronti, abbiamo presentato un calendario di manifestazioni in preparazione del Giro d'Italia, c'è una grande attesa, sarà un enorme evento di grande promozione territoriale a livello nazionale ed internazionale. È una grande soddisfazione da parte nostra e ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, ma anche la Regione Veneto per la vicinanza verso questa iniziativa che dà grande valore e grande prestigio ad Asiago come città turistica di livello assieme al suo altopiano, perché questa sarà la tappa dell'altopiano, visto che per la prima volta il Giro passa attraverso 4 comuni del nostro territorio. Allora abbiamo il nostro Mario Grassi, guardate che pensiero gentile per Mirella, questa azalea che fa sentire un po' la primavera, anche se, come ripeto, giorni primaverili ancora no, ma non importa. Allora Mario Grassi, cosa vuoi dire questo evento, un altro evento importante, seguitissimo, questo Giro d'Italia? Noi abbiamo queste tradizioni, anche perché ricordiamo che la bicicletta e la passione per la bicicletta negli anni c'era solo quello, poi è arrivato il calcio, ma all'inizio c'era il ciclismo. Prego Mario Grassi, come vedi la situazione? Il ciclismo, si dice Giro d'Italia perché è una manifestazione competitiva, sportiva, nata nel 1909. Esatto. Quest'anno si corre la 108, edizione numero 108 quest'anno, vuol dire che il ciclismo è radicato nei nostri cuori, nei nostri territori, nella nostra bella Italia. Cioè è un evento eccezionale e fortunatamente noi domani siamo coinvolti in questo. È molto bello, domani ci passa nel cuore, per dire, no? Perché domani partirà da Treviso, spieghiamo Mario. Partirà nella nostra bella cittadina e passerà per Breda di Piave, sfiorerà San Biagio di Callalta e si sposterà, andrà con l'arrivo a Nuova Gorica, però ci passerà accanto. E io a questo proposito anche voglio ringraziare tutti i componenti del mio team, perché il sindaco di Breda di Piave ci ha chiesto la collaborazione, Cristiano Mosole, ci ha chiesto la collaborazione per creare un cordone di sicurezza al passaggio del Giro, e la risposta è stata eccezionale. Domani saremo tutti in strada per garantire la sicurezza del passaggio del Giro d'Italia. Che dire? Della maglietta che hai? Parliamo anche della maglietta, visto che è una bellissima maglietta. Cosa rappresenta? Rappresenta il team di cui faccio parte. Che si chiama? Il nostro team è Arredamenti Cenedese e siamo presenti dal 1981, è una società fondata nel 1981, l'anno prossimo faremo i 45 anni di
di attività, promuoviamo il ciclismo, non quello competitivo ma quello amatoriale, cicloturistico. Abbiamo delle zone bellissime, la Pedemontana è il nostro territorio per eccellenza, perché da Vittorio Veneto a Conegliano, Valdobbiadene, capita che quasi tutte le domeniche siamo lì, insomma, è troppo bello, abbiamo un territorio stupendo, siamo un gruppo numeroso, 50 iscritti, forse creiamo qualche problema per la strada perché siamo tanti, ma purtroppo questa è la situazione. La passione per il ciclismo è radicata in noi, cioè io dico sempre una cosa: a un bambino il più bel regalo che puoi fargli è una bicicletta. E difatti la settimana scorsa sono stato invitato a parlare di ciclismo con i bambini dell'asilo di Saletto di Piave, e loro, io ho la biciclettina, io ho ancora i pedali, cioè si capisce fin da subito che la bicicletta è nel cuore è la prima cosa che si impara. Il primo giocattolo stupendo che un bambino può ricevere. Senti Presidente, parliamo però anche, e forse il messaggio importante questa mattina che darai anche tu Presidente, della sicurezza nelle strade. E anche voi, cioè non tutti, ma un 3-4 per strada, cioè il fila indiana non sarebbe male, Presidente. Cerchiamo di fare anche un appello a quei ciclisti che non riescono a capire che la strada è di tutti, non è solo di qualcuno di loro, perché veramente comincia a essere molto pericoloso. Lei lo sa, tu lo sai, ci diamo del tu col Presidente, ci conosciamo da tanto, la Mirella non riesce a dare da lei a chi conosce da tanto tempo, ma soprattutto la sicurezza che tutti quanti dobbiamo mettere in atto, perché non è possibile che ognuno quando esce di casa si fa le proprie regole, cioè non è sempre colpa della strada e della segnaletica, no, noi dobbiamo rispettare le regole che ci sono. O sbaglio, Presidente? No, hai perfettamente ragione Mirella, cioè io sono il primo a fare mea culpa, nel senso che a tirare le orecchie ai miei compagni di squadra, perché veramente i primi che si comportano male siamo noi. Siamo noi, non dico in generale, ma ci sono alcuni casi che non riusciamo a venirne a capo. Io ho tentato di tutto, fare delle riunioni anche con la forza pubblica, spiegare i codici della strada, che poi siamo tutti patentati da chissà quanti anni, cioè dovremmo noi insegnare agli altri cos'è il codice della strada? No, dobbiamo ancora apprendere certi comportamenti, cioè, ma perché? Mettiamoci una mano nella coscienza. Siccome poi nasce l'intolleranza tra automobilisti e ciclisti, che poi è una cosa che al pomeriggio prendiamo la macchina e diventiamo automobilisti e alla mattina siamo in bicicletta, è una cosa... Bravo Presidente, grazie per averlo detto, perché chissà che qualcuno invece di sentire ascolti bene quello che ha detto il Presidente Grassi. Sicurezza sul lavoro, Direttore, cosa dice? Anche voi, ecco, con questa sicurezza, ormai coi numeri che abbiamo anche di morti sul lavoro, veramente dobbiamo riflettere tutti quanti, perché io dico sempre che la colpa sta sempre 50-50, io sono dell'idea anche molta superficialità, a me non capita, ecco, io riesco a farlo e invece poi non è così. Com'è la situazione, Presidente? Cosa dice? Guardi, è una situazione difficilissima anche per quanto riguarda l'agricoltura, come altri comparti non agricoli. Sull'agricoltura ancora di più, perché abbiamo una situazione anche un po' particolare, nel senso che non sempre le aziende sono aziende professionali, sono anche aziende a part-time, sono aziende anche condotte da persone che hanno una certa età, da pensionati ed altro, e quindi manca molta sicurezza. Ecco, quindi noi dobbiamo sempre di più invece incentivare, anche in questo caso, la formazione, dobbiamo incentivare sempre di più la sicurezza sul lavoro. È importante che un lavoratore quando va via la mattina deve tornare sano alla sera a casa con la sua famiglia, e quindi per far tutto quanto questo dobbiamo incentivare la formazione e incentivare anche i controlli sulla sicurezza e sulle aziende agricole, cosa che in questi anni si è stato fatto moltissimo, dobbiamo fare ancora tantissimo, e quindi
con la consapevolezza di questo penso che l'agricoltura oggi abbia intrapreso anche un ruolo importante, ma soprattutto gli imprenditori agricoli professionali stanno adottando la sicurezza come un elemento sine qua non per l'attività propria agricola. Direttore, questo cambiamento climatico che sta mettendo in ginocchio anche l'agricoltura, da una parte siccità, da un'altra parte tanta pioggia, tanta acqua, i prezzi che lievitano, io delle volte ricevo delle telefonate e dicono quando vado dal fruttivendolo mi sembra di entrare in oreficeria, cosa sta succedendo? Io direi però che c'è anche speculazione, cosa mi dice il direttore? Proprio così, nel senso che l'inflazione cresce intorno all'1,9 e al 2%, però gli agricoltori incassano, per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli, molto meno rispetto all'anno scorso. Ci sono prodotti come le fragole, i cetrioli o le insalate che la riduzione rispetto al costo dell'anno scorso è intorno al 30-40% in meno rispetto al prezzo del 2024. Ecco, su questo ovviamente dobbiamo assolutamente applicare la legge per quanto riguarda la concorrenza sleale. Pensi, non è possibile che oggi al prezzo del consumatore, che il consumatore va a comprare un prodotto, solo il 10% può arrivare agli agricoltori. Noi dobbiamo rompere questa situazione per dare la possibilità ai nostri agricoltori di percepire quella percentuale in più per quanto riguarda il prezzo. Molti prodotti vengono prodotti sotto costo, vengono venduti sotto il prezzo di costo che hanno, e quindi è una situazione di grande difficoltà. E poi riallacciandomi anche al ragionamento e al Giro d'Italia, che è una kermesse importantissima che fa vedere i paesaggi, fa vedere il territorio. Domani saranno nell'area di Asiago, e quindi con tutto l'altopiano e con tutte le maghe, però vede, nel momento in cui non ci sono gli agricoltori, non c'è neanche nel territorio, non c'è neanche paesaggio, e quindi dobbiamo far sì che questa valorizzazione sia una valorizzazione concreta per dare la possibilità agli agricoltori di rimanere nel territorio, perché gli agricoltori, oltre alla produzione di un prodotto di alta qualità, fanno anche territorio, fanno anche ambiente, fanno anche paesaggio, che poi in queste kermesse bellissime e importantissime che abbiamo come il Giro d'Italia è un elemento importante. Quindi il turismo è l'altro aspetto importante che dobbiamo collegare. Però facendo tutto quanto questo dobbiamo far sì che ci sia l'applicazione da parte del governo della legge contro la concorrenza sleale, che almeno ci diano la possibilità di garantire un prezzo minimo per quanto riguarda gli agricoltori, almeno per quanto riguarda il costo di produzione. Direttore, ma non è che dovremmo iniziare anche a capire che forse la filiera è troppo lunga? Perché qua in Italia chi che lavora non c'ha paschei, chi che non fa niente c'ha una montagna di schei. Cioè dobbiamo forse capire che di dare il giusto valore al lavoro che viene fatto, perché alla fine è l'ultima persona che guadagna. Non è corretto, perché se noi vediamo all'inizio il lavoro veramente che viene fatto dall'acquisto dei sementi al lavoro, questi non fanno neanche un giorno di festa, perché veramente io ho degli amici, veramente dico sempre che se non ci fossero dovremmo inventarli, ma se questi si stanno non mangiamo mica più, cioè bisogna anche premiare il lavoro, o sbaglio, Presidente, nella maniera giusta. Non è possibile che l'ultimo della filiera guadagni un sacco di soldi e quello invece che crea la filiera non sa, perché in Italia funziona così. Prego, direttore. Mirella, lei ha colto in maniera, come sempre fa, in maniera concreta il problema. Però la questione è questa: ma siamo proprio sicuri che dobbiamo accorciare la filiera? Perché, guardi, oggi sempre di più la grande distribuzione va alla ricerca dei prodotti del territorio. Però la solfa non cambia. Cioè, nel senso che agli agricoltori gli va sempre quel 10-12% del prezzo finale. E allora, vede, noi dobbiamo far sì che ci sia questa possibilità, che ci sia la possibilità che la grande distribuzione vada nei prodotti del territorio e quindi accorci la filiera tra produzione e commercializzazione.
ma ci deve essere una garanzia da parte, in questo caso, di una legge nazionale che è quella della concorrenza sleale, che dia la possibilità agli agricoltori almeno di avere il prezzo minimo garantito per la sopravvivenza, perché non è possibile oggi produrre prodotti agricoli e venderli a un costo in cui il costo degli agricoltori è superiore rispetto al prezzo di vendita. In questa maniera non si fa filiera, ma soprattutto non si fa agricoltura e non si dà la possibilità agli agricoltori di avere una redditività. E quindi noi dobbiamo intervenire su questo. Sono state fatte delle cose importanti, oggi sempre di più dobbiamo valorizzare i nostri prodotti per il ragionamento che dicevamo prima, perché i nostri prodotti vuol dire anche territorio, ma soprattutto vuol dire anche gli agricoltori che svolgono un ruolo importantissimo all'interno della nostra società, e quindi dobbiamo dare credito ai nostri agricoltori, ma per far questo dobbiamo far sì che ricevino della redditività maggiore rispetto a quella che oggi loro hanno. In parte si è fatto con la carne, in parte oggi con i formaggi abbiamo avuto una controtendenza, nel senso che il prezzo del prodotto finale sta comunque mantenendo un valore importante, però come ha detto lei anche i cambiamenti climatici vanno sempre a pezzare sull'attività degli agricoltori, come potrebbe essere che gli agricoltori siano responsabili di tutto quanto questo, però oggi stanno soffrendo, perché quando c'è il freddo, quando ci sono le grandinate, quando ci sono le alluvioni, è l'agricoltura che ci rimette, ma non può essere che siano solo gli agricoltori che ci rimettano su tutto quanto questo, e quindi dobbiamo far sì che le leggi e le norme siano uguali soprattutto per gli agricoltori e diano garanzia per loro. Grazie direttore, molto chiaro, la ringrazio anche per la schiettezza a cui piace tanto Mirella, perché veramente bisogna iniziare a parlare chiaro e chi di dovere deve prendere appunti e cercare di risolvere questi problemi, perché noi abbiamo bisogno dell'agricoltura, non c'è niente da fare, ecco, se no non mangeremo di sicuro, e soprattutto ecco, il lavoro che viene svolto è un lavoro di molta fatica e deve essere premiato. Ecco, io dico sempre che in Italia non premiamo chi lavora, ad esempio l'operaio, quello che tiene in mano l'azienda, e dopo premiamo il CEO che magari fa fare l'azienda, ma funziona così, e l'operaio ecco, è pagato zero rispetto al lavoro che fa, perché bisogna dire la verità, e così è per l'agricoltore e per tutte le persone che lavorano seriamente e con tanto impegno. Allora, visto che abbiamo queste eccellenze, andiamo a vedere l'eccellenza Conegliano di questa mostra e poi salutiamo il presidente. Andiamo a vedere. Città di Conegliano, che è città alpina, qui sono nati il sesto e il settimo, il gruppo Conegliano, e questo momento apre di fatto i festeggiamenti dei 100 anni della sezione con raduno Triveneto. Prima Nicola ha detto l'emozione è tanta, l'ha detto lui, immaginate me. Cercate di... Non ha nascosto l'emozione il presidente degli Alpini di Conegliano per il taglio del nastro alla mostra fotografica di Palazzo Sarcinelli. Doppia emozione perché è la prima volta che oltre 400 fotografie raccontano un secolo di attività delle Penne Nere, ma anche perché è il primo evento ufficiale legato alla Dunata Triveneta programmata per metà giugno. Un raduno che si ripete dopo 10 anni da quello che ha iniziato a caratterizzare l'appuntamento con il terzo raggruppamento come una mini adunata nazionale. Fu infatti in quell'estate del 2014 che gli alpini invasero pacificamente la città del Cima in un grande evento per la massiccia presenza da Trentino e dal Friuli, oltre che dal Veneto, che andò oltre tutte le aspettative. E fino al giorno dello sfilamento, che quest'anno coincide con i 110 anni dalla battaglia del Sostizio tra Piave, Grappa e gli Altopiani, la mostra sarà visitabile tutti i fine settimana per raccontare ciò che gli alpini, per umiltà, tacciono sempre. Mostra storica che ripete e ripercorre quelle che sono le tappe della storia dei nostri alpini, 100 anni di storia. Infatti il titolo, non a caso, è Sezione Alpini di Conegliano, un secolo di storia e 100 anni di opere.
Tante le immagini da tutti e 30 i gruppi. Così ritornano alla memoria piccole e grandi attività in quella generosità tipica delle penne nere, come nel terremoto in Friuli del 76 o nell'alluvione di Asti del 94, fino alla memoria dell'asilo costruito a Roshos, dove si compì la tragedia dell'Armir-sur-Don, racchiusa tutta in questo sottopasso di Nikolaevka, dove gli alpini italiani sfuggirono alla morsa dell'esercito russo per poi iniziare l'odissea di una ritirata tra fame e gelo. E guardando questa cartina di ieri fa pensare che proprio in questi luoghi stanno accadendo oggi le stesse tragedie, dimostrando ancora una volta che senza memoria siamo costretti a ripetere la stessa storia. Allora, sentiamo come ci saluta il presidente dell'ANA Alpini della sezione Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, soprattutto con questo canto bellissimo, con questi cori che voi fate, con queste mostre meravigliose. Sì. Prego, Presidente. Abbiamo visto adesso la presentazione della mostra che si è tenuta sabato scorso per Conegliano, quindi per l'edizione del Triveneto di Conegliano, del raduno del terzo raggruppamento, che si terrà appunto nei giorni di 14-15 giugno, e abbiamo visto delle cose molto interessanti. Domani, tra le altre cose, ci sarà anche, faccio un po' da sponsor, certo, per gli amici di Conegliano e per il presidente Francesco Botteon, che abbiamo visto prima, che doveva essere qua oggi, però gli impegni gli hanno impedito. Domani, dicevo, ci sarà anche l'inaugurazione della nuova scalinata degli Alpini, con due pennoni, con due nuovi pennoni per le bandiere, e quindi è un lavoro fatto dagli alpini di Conegliano per donare alla città di Conegliano questa nuova scalinata, che credo sia molto bella e interessante da vedere, come del resto tutte le opere che riusciamo in qualche maniera ancora a fare. Ecco, quindi noi vi aspettiamo tutti quanti a Conegliano a metà giugno per il raduno del terzo raggruppamento. E scusate, una piccola parentesi, perché l'ultima domenica di giugno avremo anche la nostra sezionale a Vittorio Veneto. Ogni anno, ogni sezione si fa la propria festa, e noi quest'anno la faremo a Miane nei giorni dell'ultimo weekend praticamente di giugno, quindi vi aspettiamo anche a Miane. Grazie al Presidente Casetta. Allora andiamo a vedere invece questa tappa ciclistica dedicata a Jacopo Venzo, e poi salutiamo anche il Presidente Mario Grassi. Andiamo a vedere questa tappa e poi salutiamo. Un fiume di giovanissimi atleti al via della seconda tappa del Giro del Veneto, Cartigliano-Verona. Una tappa che assume un significato che va oltre il mero senso sportivo, perché è dedicata a un ragazzo che allo sport ha dedicato la vita, Jacopo Venzo, il 17enne campione del ciclismo cartiglianese, che nel 2023, giusto un anno fa, perse la vita in un incidente durante una gara in terra austriaca. Una perdita importante per i compagni, gli amici, la famiglia, la comunità, la squadra, per chiunque lo abbia conosciuto. E dedicare a lui la tappa è un po' come riportare qui il suo spirito, quello no, che non se ne andrà mai. A dare il via alla competizione sulla due ruote sono stati proprio i genitori di Jacopo, Francesco Venzo e Jessica Sandini. È bello vedere tutto questo affetto che gira attorno a Jacopo. Penso che quando era giovanissimo, proprio qui davanti, ha vinto due anni di fila, e che dopo la vita ci ha fatto passare attraverso questo fatto qua. E questa è la nostra storia della nostra famiglia, e in questa storia dobbiamo entrarci. Ecco. E ringraziamo per aver avuto Jacopo per 17 anni, avere gustato della sua presenza. Sì. Certo, e vedere tanti ragazzi, tante ragazze che sono ancora qua. Affezionati a Jacopo, sì. Lo sentiamo ancora vivo vicino a noi, e speriamo che dal cielo ci possa sostenere. Ecco. Sport, spirito di squadra, ma anche turismo, perché i 240 atleti della categoria juniores, in gara a una media di 50 km orari,
portano attraverso il ciclismo a conoscere le bellezze del nostro territorio. Certo, precisa il sindaco Racchella, diventa fondamentale che anche le istituzioni facciano squadra. Sta anche a noi amministratori fare gruppo, fare squadra per permettere che questo meraviglioso sport sia l'alternativa al calcio o alla pallavolo, perché il ciclismo sarà, perché è anche una mia passione, è veramente uno sport che fa scoprire il nostro territorio, i nostri luoghi ed apprezzare la nostra cultura. Ma intanto è tempo di corse, ricordando per sempre Jacopo Venzo. Se ci fosse qua oggi cosa direbbe? Farebbe così con le spalle e direbbe ci sta. Ci sta. Ci sta. Allora, ciao Jacopo, ecco, mi ha fatto veramente piacere ricordarlo, un abbraccio a questi genitori meravigliosi. Come diceva adesso che commentavamo con Mario Grassi, bisogna arrampicarsi pure a qualcosa. E cos'è la passione che aveva il figlio per la bicicletta, per il ciclismo? Mario Grassi, come ci saluti e cosa vuoi dire? Ma io cosa voglio dire? Il ciclismo ti entra nel sangue, perché io l'ho scoperto un po' tardi, la passione ce l'avevo fin da piccolo, però non ho mai avuto la possibilità di praticarlo, l'ho scoperto purtroppo a una certa età. Mario, però... la prima bicicletta, l'emozione della prima bicicletta? Sì, no, sì, no. Mi ricordo la prima bicicletta che mi ha regalato mio babbo, era una biciclettina piccolina da donna. E poi ha fatto una tavoletta e io portavo mia sorella a scuola assieme, andavamo con una biciclettina che era lunga 1 metro. No, la bicicletta per me è sempre stata un sogno e poi la vita mi ha portato a praticare anche questa disciplina. Non l'ho mai fatto a livello agonistico, l'ho fatto a livello di passione, ma vi garantisco che ti entra nel sangue e non ti lascia più, è una droga. E io quando non riesco ad andare in bici veramente sento un peso dentro, ma oggi non ce l'ho fatta perché è così. E auguro a tutti di provare queste emozioni. Abbiamo i riferimenti del Giro d'Italia, ci torno un attimo sopra, che vive nelle gesta dei campioni mai dimenticati. Conosciamo le storie di Binda, di Girardengo, per poi andare avanti con il Coppi, il Bartali, il Magni, per arrivare fino a Nibali, al mai dimenticato Gimondi, a Merckx, grandi campioni che hanno fatto del ciclismo la storia, la cultura del ciclismo, la cultura di un popolo, perché grazie anche alle nuove tecnologie adesso ci danno un'immagine dei territori che prima non riuscivamo a vedere. Il Giro d'Italia è una cosa che ormai fa parte del DNA degli italiani, unisce tutti i capoluoghi, le province, le regioni, è una cosa stupenda. Praticate il ciclismo, fate lo sport e soprattutto giovani, fatelo. Lasciate perdere i telefonini che poi vi ingannano la vita. Fate sport, imparate il rispetto, la fatica e tanti altri valori che col telefonino li perdete sicuramente. Grazie anche a Mario Grassi, questa società cenedese, ecco, che sta portando avanti, sta cercando di superare anche certi limiti, ecco, sì, perché certo, lo sponsor è sempre importante per tutti, ecco, soprattutto per le società minori, lo dico sempre, perciò veramente grazie e grazie anche a questi miei ospiti importantissimi che ho avuto questa mattina per far capire l'importanza di avere la passione e di credere su quello che si fa. Pubblicità. Rivoluzione cardiochirurgica, l'ennesima, che arriva dall'equipe dell'azienda ospedale Università di Padova, che vanta numeri da record: 47 trapianti nel 2024, 7.500 prestazioni ambulatoriali, stavolta nel trattamento di quella che si chiama endocardite infettiva in pazienti inoperabili. È stato effettuato infatti il primo intervento al mondo nell'aorta ascendente a cuore battente, senza cioè fermare mai il cuore e senza l'utilizzo di circolazione extracorporea, con una incisione di soli 4 centimetri. I pazienti, specie in Italia, sono sempre più anziani, quindi servono strade alternative alle operazioni chirurgiche complesse. L'età
si sta alzando, siamo forse al terzo o quarto posto come popolazione più anziana al mondo e quindi dobbiamo farci carico di identificare nuove strategie terapeutiche per i pazienti, i grandi anziani così definiti, per ridurre l'invasività dell'intervento stesso, per garantire quindi una miglior ripresa dopo l'intervento e una miglior qualità di vita. L'intervento è stato eseguito su un paziente maschio di 81 anni, già sottoposto a sostituzione valvolare aortica e con molti fattori di rischio. A livello internazionale, ma soprattutto italiano, la nuova frontiera è affrontare l'età media molto più alta dei donatori. L'Italia è ai primi posti per il numero di donatori rispetto agli altri paesi europei, ma il profilo clinico del donatore si è modificato in maniera sostanziale e significativa. Siamo passati dai 18 anni di età media dei donatori ai tempi di Vincenzo Gallucci a più di 60 anni, 65 anni, che è l'età media dei donatori di oggi. E se questo non impatta negativamente rene, fegato, polmone, impatta negativamente il cuore. Quindi dobbiamo trovare altre strategie terapeutiche, pensiamo ai VADI, sistemi di assistenza meccanica al circolo, pensiamo al cuore artificiale. C'è ancora molto da fare. Tornando al paziente in questione, l'intervento tradizionale era ad altissimo rischio e invece il paziente ha avuto un ricovero in terapia intensiva di soli 5 giorni con un completo recupero neurologico. Adesso sta facendo riabilitazione. Allora un grande saluto al professor Gino Gerosa, che se non ci fosse dovremmo inventarlo, questa eccellenza che abbiamo la fortuna di avere noi qui nel nostro territorio, che va però nel mondo, che gira il mondo a portare la vita. Ecco, con questi interventi qualcuno li chiama miracoli, però il miracolo è di avere queste eccellenze, in particolare il professor Gino Gerosa. Questa mattina salutiamo veramente ospite graditissimo Mirko Bernardinello, primo trapiantato a cuore fermo in Italia, vero Mirko? Grazie di essere qui, e saluto anche Mohamed Amouche, questo assessore di Pieve di Soligo. Parleremo di integrazione, parleremo anche, ieri sera c'è stato questo inizio, questo festival italo-marocchino, ecco, dove abbiamo partecipato, e devo dire la verità che ho visto una cosa bellissima, ecco, questo scambio veramente di usi, di costumi, di integrazione. C'era anche il sindaco con alcuni rappresentanti di giunta, il sindaco Mario Conte di Treviso, per far capire l'importanza di unire le forze e di andare avanti. Allora partiamo proprio da Mirko Bernardinello. Allora, questo servizio che abbiamo visto, Mirko, tu ne sai qualcosa, sai cosa vuol dire sperare di riuscire a vivere, di farcela grazie a questi trapianti, a queste meraviglie e grazie a queste eccellenze del territorio. Prego Mirko. Beh, io posso solamente dire come sempre grazie al professore, perché ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo e poi anche di viverlo, perché tutt'oggi ci confrontiamo spesso, abbiamo un buon rapporto e posso dire che innanzitutto è una persona molto umile, però poi se può dare una mano ne dà due, perché è una persona favolosa. E il principio poi del discorso che portiamo avanti, lui in primis come operatore e io invece come testimone, la speranza di andare sempre avanti, perché la speranza, come si dice, è l'ultima a morire. E come nel mio caso ho sperato, ho atteso e dopo è arrivata sì, diciamo fino ad oggi il giusto ricompenso, ecco. Senti Mirko, io ti ho anche chiamato perché vorrei che questa mattina proprio tu, che si può dire hai visto magari la morte in faccia, non sapevi se ce l'avresti fatta, se arrivava questo dono meraviglioso, se l'intervento riusciva alla perfezione, a quei ragazzi che stanno giocando con la vita, con la parola morte. Questi ragazzi che non riescono a capire la fortuna di nascere sani, ecco, di non aver problemi, e che purtroppo non si rendono conto dei danni che stanno facendo anche a tutta la comunità, anche come messaggio. Cosa vuoi dire Mirko? Beh, innanzitutto che la vita è una sola, bisogna rispettarla e bisogna riuscire a capire l'importanza che ha questa cosa, perché ci sono persone che purtroppo, come dicevi tu, vorrebbero viverla ma non riescono a viverla per vari motivi. Di conseguenza, prima di fare qualsiasi gesto che potrebbe causare problemi a loro in primis e anche a chi li circonda, perché ricordiamo che le famiglie, bisognerebbe pensarci non una volta ma 100 volte. Sentiamo cosa ne pensa anche l'assessore Mohamed
Amush, questo assessore che sta cercando di usare la parola integrazione, ecco, scambio di opinioni, ecco, cercare di far capire veramente l'importanza di usi e costumi, tradizioni diverse ma col dialogo. Prego Assessore. Intanto buongiorno, grazie per l'invito. È intanto un onore essere oggi qui con noi, ho avuto l'occasione di conoscere Mirko, quindi ci sta dando una lezione di vita e soprattutto che diamo per scontato delle cose, ma il dono più importante è la vita, ecco, quindi questo e tutto il resto che viene, non dico superficiale, ma dobbiamo tornare anche a valorizzare veramente che cos'è la vita, ecco. Per quanto mi riguarda, diciamo, la mia esperienza in questa nazione, nell'Italia, dove sono cresciuto, diciamo, da quando avevo 6 mesi, perché ci sono stati i miei nonni, poi i miei genitori, poi sono io e sono la mia famiglia, quindi a volte la parola integrazione nel mio contesto mi sta scomoda, dico la verità, perché quando vedo che ho più amici italiani che marocchini, per esempio, e vedo che sono sempre stato nel tessuto sociale della mia città, questa parola un po' diciamo mi è scomoda, però è importante lavorare sul dialogo, sulla conoscenza e come dicevi prima, ieri sera c'è stata questa bellissima iniziativa qua a Treviso del Festival Italo-Marocchino, dove ha visto raccolte persone di varie culture, e questo va onore al presidente del Festival Italo-Marocchino, Abdallah, che è stato, che salutiamo assolutamente, che è stato lungimirante, diciamo, già negli anni 90 è andato avanti su questa cosa. Noi siamo giovani, siamo arrivati dopo, ma il grazie va anche a loro, le prime generazioni, che hanno fatto un lavoro molto importante, che noi siamo arrivati dopo e abbiamo trovato già, diciamo, un po' pronta la platea. Però il nostro impegno è proprio quello di continuare a dialogare, conoscersi, e non è facile anche in questi tempi, perché ultimamente anche dalle notizie che si sentono in giro fa più notizia purtroppo le cose negative, cose belle purtroppo non suscitano interesse, però questo non vuol dire che non bisogna fare cose belle, e bisogna continuare così, e io nel mio piccolo cerco di dare il mio contributo. Abbiamo Vanni da Mantova, poi continuiamo, vai Vanni. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Io vorrei che il governo aumentasse i stipendi ai dottori. In Italia ci sono un fracco di soldi, ci sono 8 miliardi o 9 miliardi, una cifra pazzesca di soldi che ci sono, e c'è solo 3 miliardi di debito, di quello che ci dicono loro in televisione, quelli del regime. Non capisco perché non fanno arrivare gli stranieri, che abbiamo bisogno di tantissimi stranieri. Chi paga le pensioni agli anziani tra qualche anno? I privilegi che c'ha la signora Meloni che prenderà, chi li pagherà dopo? Ha capito quello che vuol dire? E perché non aumentano i soldi ai dottori, che c'è una montagna di soldi in Italia? Questi signori politicanti, perché è il governo che decide queste cose. Noi abbiamo bisogno dell'invasione qui in Europa, che siamo un popolo di vecchi in tutta Europa. Abbiamo bisogno degli stranieri noi qui. In Africa ci sono tanti giovani, perché non li facciamo venire? Io non capisco queste cose qui, questo governo qui, di destra, sinistra, che sono tutte balle. Facciamo arrivare gli stranieri. Abbiamo bisogno di stranieri noi qua. L'invasione abbiamo bisogno. Questi vecchi che sono in pensione non lo capiscono. Voglio averli tra qualche anno, che paga le pensioni a questa gente qui. Grazie, abbiamo sentito anche Vanni da Mantova, salutiamo anche Mantova questa mattina. Allora Assessore, risponda lei a Vanni, cosa dice? Ecco, delle volte si sentono, qualcuno può dire una voce fuori del coro, ma invece abbiamo sentito anche prima il direttore della CIA, Maurizio Antonini, che ha detto abbiamo fame di lavoratori, e noi non li abbiamo, non c'è niente da fare, abbiamo una popolazione che sta invecchiando e la forza lavoro ha bisogno di un'età giovane, e da là non si scappa. Prego Assessore, come stanno le cose? Beh, intanto bisogna distinguere anche la parola invasione, ecco, fa anche paura sentirla dire, dicendo, quando uno dice invasione. Bisogna avere un controllata, ecco, è vero, in Italia come altre parti d'Europa c'è bisogno di manodopera straniera, ma non perché, ma perché proprio sono dati, anche perché l'Italia è un paese purtroppo di fascia medio alta, quindi c'è bisogno di un cambio generazionale, tant'è che negli ultimi 2 anni, se non sbaglio, il dato dei nativi, diciamo, in Italia è negativo. Questo fa sì che la politica deve adottare delle politiche vere per incentivare alle famiglie a fare figli. E nel frattempo però bisogna anche regolarizzare, ci sono tante persone che in Italia cercano, vogliono lavorare, purtroppo non possono fare perché sono irregolari, ecco. Però questo non vuol dire fare invasione, semplicemente regolarizzare per dare una manodopera, e l'Italia ha bisogno di questo tipo di persone.
Altra cosa, ci sono le famiglie che tanto si dice che vedo che nelle scuole sono ultimamente più ragazzi di origine straniera, eccetera, c'è chi dice che è invasione, invece no, semplicemente sono dei dati che le famiglie straniere non si fanno problemi a fare 3-4 figli, mentre una famiglia italiana, questo lo dico perché ho amici che sono nella stessa situazione, preferiscono magari fare la loro vita, ci pensano di più, giustamente, anche perché non è facile oggi avere dei figli, e quindi questo fa sì che col cambio generazionale ci troviamo con gli stranieri che hanno più figli, quindi di conseguenza più presenti, e gli italiani meno. Ma questo deve essere la politica, incentivare ad aiutare. Anch'io sono padre di 2 bambine, quindi so cosa vuol dire, non è facile, però questo non vuol dire che non bisogna privarsi di cose belle, di avere figli e avere un futuro. Bisogna investire sulla famiglia, Esatto. Non c'è niente da fare, assessore, il nodo è là. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, rispondo al signore di prima che ha telefonato. Io sono contrario all'invasione e che se questo signore che ha telefonato, che l'invasione se la porti a casa sua, che li accolga lui tutti, ok? Chiudo perché sennò dopo mi dicono delle cose. Allora, io vorrei dire solo questo, Mirella, che praticamente sì, noi saremo anche un popolo di anziani, però non è andando a prendere la gente dai posti dall'Africa e questo per fare venire qua che la nostra generazione vada avanti. Questo voglio dire, saremo anche un popolo che per il momento si è fermato per avere figli, anche perché forse non tutti quanti sanno che qui in Italia il costo della vita è triplicato rispetto a qualche anno fa. Okay? Adesso una famiglia, prima di mettere su il mondo dei figli, ci devono pensare 1000 volte. Okay? Ecco, allora naturalmente che cosa fanno? È più facile andare a prendere gente dall'estero che vengono qua. Voglio dire, vabbè, ma che venissero qua anche a lavorare, perché ci saranno anche quelli che lavorano. Ma io sento ultimamente che ci sono tanti che spaccano la testa ai poliziotti e quant'altro. Vabbè, comunque tutto mondo e paese ormai è diventato. Va bene, io vi lascio, vi auguro un buon fine settimana e attendo vostre risposte. Ciao Mirella, buona giornata. Grazie. Allora, prima di rispondere al nostro Maurizio da Conselve, andiamo a vedere anche primo trapianto a cuore battente, poi lo commentiamo. 39 anni fa il primo trapianto di cuore in Italia, 1 anno fa il primo trapianto di cuore fermo da 20 minuti, 2 settimane fa il primo trapianto al mondo di un cuore che non ha mai smesso di battere. Taglia un traguardo eccezionale l'equipe della cardiochirurgia di Padova diretta da Gino Gerosa, 10 professionisti in sala, 2 di loro sono arrivati con il cuore, un viaggio di 3 ore, poi il trapianto su un paziente veneto di circa 60 anni. È una rivoluzione questo trapianto perché a differenza del trapianto come venivano condotti precedentemente, il cuore non viene mai fermato, sia nella fase di espianto, di prelievo, sia durante il trasporto, sia durante il successivo trapianto, il reimpianto all'interno del ricevente. Quindi è un cuore che non smette mai di battere, che non viene mai fermato. Una tecnica rivoluzionaria che riduce i rischi per l'organo e per il paziente. Questo naturalmente riduce tutti i rischi connessi al fatto di fermare il cuore, tecnicamente si dice danno da ischemia e riperfusione, migliorando quindi l'outcome dei nostri pazienti. Il paziente sta bene, è in fase di dimissione, un trapianto primo al mondo che mette a punto una nuova tecnica basata su 3 pilastri. La creatività, l'esperienza, perché è necessaria l'esperienza per poter disegnare nuovi percorsi, la creatività perché naturalmente la fantasia è fondamentale per il ricercatore per riuscire a identificare nuovi percorsi, e poi il coraggio chirurgico. Tutto quanto però questi 3 pilastri, su questi 3 pilastri appoggia l'architrave dell'etica, che è il momento fondante con il quale lavorare. Tanti grazie che Gino Gerosa rivolge alla sua equipe, all'ospedale, ma il primo grazie per il donatore e la sua famiglia che hanno scelto di fare diventare vita il momento della morte. Sono 850 i pazienti
pazienti che in Italia attendono un trapianto di cuore, solo la metà potranno riceverlo. Per questo a Padova si continua a lavorare su vari progetti. Per cui si sta pensando ad altre strade, che sono strade che si stanno già sviluppando nel mondo, quella dello xenotrapianto, la seconda quella del cuore artificiale. Padova è all'interno di questi percorsi, sempre con questa sua creatività, con questa sua capacità di essere un passo avanti agli altri. Allora, sentiamo come commenta Mirko Bernardinello queste operazioni meravigliose, però bisogna fare ancora dei passi avanti per le donazioni. Ecco, abbiamo bisogno di donazioni, abbiamo bisogno di tanti organi, forse anche culturalmente abbiamo fatto dei passi avanti, ma se vediamo le liste d'attesa che ci sono, forse dobbiamo riflettere di più. Prego Mirko. Come dicevi tu, appunto, bisognerebbe riflettere un attimino di più, ma nel semplice motivo che secondo me c'è ancora tanta malinformazione, perché io attualmente collaboro anche col CRT, collaboro anche con l'ANCI, collaboro anche con la NUSCA, facciamo insieme naturalmente ad AIDO, facciamo delle giornate informative anche per il discorso del rinnovo della CIE. E praticamente proprio gli operatori ci dicono che molte volte il problema è anche che appunto col discorso che c'è il cambio di etnie, diciamo che ci sono integrazioni culturali e quant'altro, molte persone o non riescono a capirlo, oppure magari alcuni pensano che ci sia ancora il blocco da parte di qualche religione, che non è per nulla vero. Nessuna religione vieta la donazione degli organi innanzitutto, e dopo, come si dice, bisognerebbe che la gente avesse un po' più di cultura a riguardo del dono, perché ci sono ancora tantissime leggende metropolitane che ti fanno morire prima per donare gli organi agli altri, che ti rubano gli organi, che poi li vendono. Sono tutte quante cose che attualmente in Italia non esistono. Quindi, e ne sta parlando uno che se ne intende, che sa. Io ci sono passato, io dal momento che ho ricevuto il mio dono, che ringrazierò come sempre il mio donatore in cielo, però dal momento che ho avuto il mio dono io mi sono preso l'impegno di dire voglio portare avanti il più possibile il principio del dono. E come c'è bisogno di organi, c'è tanto bisogno anche di sangue, perché anche purtroppo anche di plasma, però la donazione del sangue nel 2024 c'è stata una lieve flessione, di conseguenza bisognerebbe anche ritornare ai livelli giusti anche del sangue, e di conseguenza tutto quanto un insieme che si allega tutto quanto al principio del dono. Fermo un secondo perché abbiamo Italo, se no mi cade la linea, vai Italo. È caduta la linea, vediamo se lo riprendiamo per cortesia, prego Mirko. Io stavo dicendo appunto che è un principio che bisognerebbe portare un po' più in giro, ma oltre che nelle scuole, anche nelle famiglie, anche nei centri degli anziani. Perché? Perché c'è ancora, ripeto, tanta ignoranza per quanto riguarda il principio del donare e di quello che può esserci dopo la morte. Sentiamo come commenta l'assessore queste parole importanti, questa telefonata. Io conosco Maurizio, è un po' arrabbiato Maurizio, ma poi sotto sotto se lo gratti è buono, solo che c'è questa rabbia che sta aumentando, e qua dobbiamo veramente, forse col dialogo, far capire che forse ci può veramente parlare anche di cose concrete, tutti assieme, cercando delle soluzioni. Prego Assessore. No, è comprensibile, diciamo, la critica, e è vero che nell'ultimo periodo non si può negare, ci sono state delle azioni non solo qua ma in tutta Italia, alcune, e spesso purtroppo sono persone con un background migratorio, però questo non deve assolutamente annullare tutto quel lavoro che viene fatto da altre... Scusa perché sennò mi cade la linea un'altra volta e non posso, vai Italo. Pronto? Elena, niente, c'è Elena adesso, vai Elena. Allora, io volevo fare un excursus un po' diverso, cioè a me fa piacere sentir parlare di dono, però devo anche dire a questo signore che la flessione che c'è a livello di donazione è anche dovuta alla mancanza di fiducia che c'è in questi ultimi 2 anni nelle istituzioni dei ministeri, a parte di questo ultimo governo, nelle istituzioni ministeriali della sanità, nelle OMS e anche negli ospedali, perché purtroppo
si sono comportati in modo molto scorretto nei confronti dei cittadini con il Covid. No, è inutile, sono stati esaltati come eroi per 2 anni, dopo siamo venuti a capire che l'eroismo era relativo e quelli che facevano i balletti per televisione più che eroi erano protagonisti. Gli eroi erano quelli che erano in corsia, questo lo sappiamo benissimo, però cosa succede? Che il cittadino perde fiducia, perché dice: perché io devo andare a donare? Perché io che non sono più sicuro di nessuna cosa? Io ho una cerchia di amicizia che saranno circa una 30 di amici. Su 30 amici hanno tutti problemi col post-Covid. Si pensi lei se queste persone hanno voglia ancora di donare, di parlare di sanità, di confrontarsi con la sanità, di confrontarsi con le istituzioni, con le associazioni benefiche. Ti passa la voglia. Allora, quello che deve succedere da parte delle istituzioni è che devono purtroppo rifarsi una rispettabilità che non hanno più. Mi dispiace, ma è così, perché non ci si fida, perché non è pensabile che tu, tutto d'un botto, per 50 anni, se volevi vaccinarti all'influenza lo facevi, per carità, poi era a tuo rischio e pericolo se la beccavi ed era grave. No, tu vai dal medico a settembre, ti tormenta e ti distrugge e devi farti il vaccino, e diventa una reazione contraria. Molto chiara Elena, se devo andare avanti sentiamo Mirko Bernardinello, tu che vivi questa sicurezza. Intanto voglio dire una cosa alla signora, che mi fa piacere avere un attimo di dibattito, però volevo dire, una di queste 30 persone, se dovesse aver bisogno di un trapianto, cosa direbbe? Quello che sta dicendo lei, o forse ci penserebbe sul discorso del dono? Innanzitutto. Seconda cosa, inutile criticare la sanità quando c'è stato un problema generale, mondiale. Io le posso dire che ho fatto 9 vaccini contro il Covid e tutti gli anni ho sempre fatto anche il vaccino di influenzale, non ho mai avuto un risentimento. Di conseguenza non dobbiamo dire che la sanità ci ha preso in giro, la sanità ci ha detto qua. La sanità ha fatto quello che doveva fare. Purtroppo c'è chi è riuscito a reagire in una determinata maniera, chi invece purtroppo ha avuto qualche conseguenza. Però le conseguenze possono succedere a tutti, può succedere anche a una persona che si fa un normalissimo un vaccino, anche una normalissima puntura qualsiasi, che può essere anche l'antitetanica. Quindi non bisogna dire che perché hanno fatto i vaccini ci sono state persone che sono state male. I vaccini sono stati fatti perché chiedevano di farli, punto. Io ne ho fatti 9, ribadisco, 9. Sentiamo anche l'assessore Mohamed Amouche come commenta questa donazione di organi, soprattutto l'organo non ha colore, il sangue non ha colore e il plasma uguale, e forse dobbiamo anche capire che dobbiamo fare dei passi in avanti per cercare di capire che bisogna certamente iniziare a riflettere su quella che è la donazione e soprattutto sui trapianti di organi. Prego, Assessore. Sicuramente Mirko ha già spiegato bene che c'è tanto bisogno di sensibilizzare anche a livello culturale al di là delle etnie, perché se uno purtroppo la sua vita giunge al fine, può dare vita a altre persone. Prima sentivo il servizio che c'è ancora tanto bisogno, quindi prima che la signora diceva che è un po' diffidente, però io penso che è un'opera che va fatta per il prossimo, proprio il dono per il prossimo è una cosa che secondo me, non dico che è un premio, ma però è regalare la vita a qualcuno, penso sia una delle cose più belle comunque, perché è che manca la sensibilizzazione e non viene percepita come, forse non ci tocca, ecco, mi viene a dire perché non ci tocca, la vediamo come una cosa lontana, allora dico, però secondo me ci vogliono tante iniziative più frequenti per sensibilizzare questa tematica e anche togliere questi stereotipi che magari qualcuno dice no, io non faccio, o semplicemente ce ne freghiamo, ecco, perché dice tanto la mia vita ce l'ho, però bisogna sempre vedere anche il prossimo. Ecco. Io ho avuto ospite una cara amica che è Fausta Tocchio, Una stanza per Jacopo, dove lei ha perso questo figlio. Lei era in Italia, lui era in Inghilterra, però nel momento che è arrivata lei sapeva già cosa doveva fare, le volontà del figlio. Perché? Perché ne parlavano in casa.
lei parlava con i suoi figli della donazione, dei trapianti, perciò io sono convinta, e lo dico anche a Mirko, che forse informare di più, come giustamente diceva l'assessore, tanto a me non capita cosa parlo con i miei figli, cosa ne parlo in casa, invece il nemico è dietro l'angolo, può succedere in 2 secondi quello che non ti aspetteresti mai, come vediamo giornalmente sui giornali. Forse essere preparati è un ruolo anche delle istituzioni, questi sindaci, questi amministratori, questi insegnanti, l'importanza di capire l'importanza della donazione, Assessore. No, sicuramente da parte dell'istituzione è importante perché devono sensibilizzare. Per esempio nel mio territorio, nel mio comune ci sono iniziative di questo genere, al di là del corso c'è un corso in corso proprio sul primo soccorso, ci sono iniziative sull'AVI, sull'AIDO, quindi le istituzioni devono fare la loro parte e poi anche la cittadinanza comunque. Deve rispondere. Okay. Italo da Padova, vai Italo! Italo? No. Sì, prego. Ho bisogno di lei. Non ho capito niente. Ripeti per cortesia. Sto male. Stai male. Sono male. Quanti anni hai, Italo? 87. 87. E sei solo? Sì. Buon, perfetto. Lascia il numero, Italo, che poi ti chiamo perché ho capito che devo fare una telefonata quando ho finito questa trasmissione, anche per capire com'è la situazione. Italo, da dove chiami? Sto bene io. Da? Sto bene. Vabbè, poi ti chiamo, Italo. Guarda, quando ho finito la trasmissione la telefonata arriva. Dai il numero corretto, mi raccomando anche alla regia, al centralino, di chiederlo 2 volte magari, perché magari sono emozionati e danno magari dei numeri. Ma è possibile? Senta, Assessore, io devo chiederglielo veramente. Cioè, come chiamano la Mirella Sveglia Veneti? Possibile che non riusciamo ad arrivare a queste persone che hanno un nome e cognome, che pagano le tasse, che abitano in un certo posto, per cercare di capire chi ha bisogno nel territorio e aiutare queste fragilità? Perché dopo io, quando chiamo i sindaci, perché chiamo loro, perché sono loro i responsabili della salute dei loro cittadini, quando vanno a vedere, si confrontano naturalmente con l'assessore e con i servizi sociali, dicono non lo sapevo. Ecco, com'è possibile questo? C'è ancora una privacy che dobbiamo superare, che dobbiamo cercare di unire le forze col mondo del volontariato per far sì che Italo non chiami con grande fatica, e riescono fortunatamente a farlo, quel numero di Sveglia Veneti per cercare di avere una risposta? Diciamo che là sono questioni molto delicate e devono essere vari attori in questo messi in gioco, la parte ovviamente dell'amministrazione, la parte delle associazioni che sensibilizzano, ovviamente con i servizi sociali, ma anche le famiglie, ma banalmente anche il vicino di casa. Per esempio io una cosa che noto spesso anche che tante volte non si conosce bene neanche il proprio vicino di casa, a volte non si sa neanche se sta bene, non sta bene, quindi anche questo senso di comunità a volte viene a mancare. Abbiamo perso, ecco. Quindi anche queste magari cose banali che possono aiutare a sentire se qualcuno ha bisogno, e dopo uno sa che telefonata fare, sa almeno indirizzare verso chi potrebbe dare una mano, ecco. Quindi c'è bisogno di fare sinergia tra le varie realtà per riuscire a raggiungere più persone bisognose. Allora andiamo a vedere anche questo video, giornata donazione organi AIDO, e poi la commentiamo col nostro Mirko Bernardinello. Adesso sta arrivando. Mirko, come commenti questa fragilità, questa solitudine, specialmente quando hai gravi patologie, se non sei veramente curato, se non hai persone che ti stanno vicino, la solitudine ti annebbia il cervello. Abbiamo visto persone anche diversamente giovani che si suicidano proprio dovuta alla solitudine, o che non riescono veramente a sopportare questo familiare che è in grave difficoltà. Prego Mirko. Il discorso del sopportare
penso che sia una cosa che non si deve nemmeno valutare. Le persone, soprattutto quando sono anziani oppure quando sono malati, devono sempre avere la prima attenzione da parte di tutti. E poi per quanto riguarda alcuni casi particolari, ci sono anche associazioni di supporto, ci sono anche enti che supportano queste persone e soprattutto ci sono anche persone che aiutano queste persone. L'importante è solamente una cosa, riuscire a metterle in contatto fra di loro. Esatto. Quello che purtroppo non riusciamo attualmente ancora oggi a fare con tutti. Perché, Assessore, e qua mi allaccio a quello che ha detto Mirko, bisognerebbe fare un censimento di chi vive nel territorio. Io lo dico spesso al mattino, il sindaco di Ponzano Veneto sul mio suggerimento l'ha fatto e mi ha ringraziato perché ha detto sono venuto a conoscenza di situazioni che non avrei immaginato. Perciò capite bene che non è solo la grande città, c'è anche il paese che non conosce la realtà. Queste persone, specialmente la solitudine, la paura del diverso, però delle volte ci si fida anche troppo, ecco, queste truffe che vengono fatte, specialmente dove veramente vediamo queste persone completamente disarmate. Prego, Assessore. Beh, su questo sicuramente trovo d'accordo, soprattutto mi parlo per il comune dove vengo, comunque questo tipo di cose, di iniziative vengono fatte, infatti era stato fatto prima del Covid e verrà rimesso anche proprio la polizia locale che sensibilizza nelle case, per esempio i numeri che ha bisogno, i servizi, poi nei piccoli comuni come il nostro per esempio c'è ancora il diretto contatto con il sindaco, quindi si riesce a raggiungere anche più facilmente magari le persone che hanno bisogno. Ovvio che non basta, ovvio che ci vogliono anche risorse, energie, perché anche le amministrazioni sono già oberati da tante cose, tanti servizi e se li cerchi, se arrivi, ci sono, però difficilmente, soprattutto in questo periodo dove ci sono anche tanti tagli a livello nazionale, vengono rimesse risorse per andare a fare questo tipo di cose. Però, Assessore, tagliano, però ad esempio quando si va a votare i soldi si trovano sempre. Sì. Ecco, là non c'è problema. Adesso abbiamo i referendum che costano una cifra, vuol dire tanto, però c'è qualcuno che invita a non andare a votare, di astenersi, mentre io penso che il voto è un diritto, è un dovere di tutti, perché non dobbiamo lamentarci se poi abbiamo il 50% di persone che non votano, se poi i messaggi che arrivano quando a qualcuno non comoda, ecco, quello che verrà da queste urne dice di no. Ecco, anche questo non le sembra che sia un modo sbagliato? Allora, vuoi che io vada a votare, che è una cosa che io prego tutti quanti, ognuno è libero di votare quello che vuole, ognuno può decidere di farlo, ma il voto è sacrosanto, poi non lamentatevi se le cose non vanno bene, ma dovete partecipare. O sbaglio, Assessore, cosa dice? Trovo d'accordissimo e soprattutto, ha detto prima, il voto è un diritto. Sulla campagna del referendum si parla tanto di non andare a votare, ma si sta dicendo di andare a esercitare un diritto. Dopo uno è libero di scegliere sì o no, però intanto vai a esercitare questo diritto. Però certa classe politica sta facendo, non dico remando contro, proprio sta disincentivando. In realtà bisogna usare questo referendum per far tornare le gente a votare, anche in vista delle prossime votazioni, ci sono le regionali, comunali. Però se si manda questo messaggio dai piani alti, ovvio che già quel 50% è altissimo, andrà ancora aumentando perché pensando che uno stando a casa le cose cambieranno, ma invece no. Abbiamo un diritto di voto che in tante parti del mondo non c'è e lo diamo per scontato, usiamolo. Quindi... Mirko, cosa ne pensi tu? Come diceva l'assessore, è giusto andare a votare il più possibile, e anche oltretutto perché sai che io lavoro in ufficio elettorale, perciò ci sono in mezzo tutti i giorni, e come si diceva prima per il discorso della donazione, anche per questo referendum c'è molta disinformazione. La gente capisce in qualche maniera, sono scritti anche male, però diciamo che i principi sono nettamente giusti. Poi ognuno naturalmente ha la sua idea e la vede nella sua maniera. Io ti posso dire che lavorando appunto in un ufficio elettorale ho visto un buon incremento da parte appunto degli stranieri, di persone che praticamente vogliono andare a votare questa volta. Anche proprio ieri c'è stata una persona che si è presentata e mi ha detto: in 42 anni che sono in Italia è la prima volta che vado a votare.
mai andata. E ho detto, vabbè, forse meglio tardi che mai, giusto cominciare e poi però mantenere anche. Bravo Mirko, come sempre andiamo a vedere il video che vi avevo promesso e poi lo commentiamo. Vuoi diventare donatore di organi e tessuti, ma non sai come fare? È semplice e veloce e basta un sì. Per dichiarare in vita la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti ci sono molti modi. Puoi farlo alla tua ASL, chiedendo di registrare il tuo volere firmando l'apposito modulo. Oppure quando rinnovi la tua carta d'identità presso gli uffici anagrafe del tuo comune. Puoi rilasciare il tuo consenso attraverso l'AIDO o riportare la tua volontà su un semplice foglio bianco, firmarlo, datarlo e conservarlo tra i tuoi documenti personali. Infine, oltre a rivolgerti alle associazioni di settore, puoi sempre andare sul sito internet www.diamoilmegliodinoi.it, scaricare il tesserino, compilarlo, firmarlo e portarlo sempre con te. Ricorda che non ci sono limiti di età per esprimersi sulla donazione e che si può sempre cambiare idea, perché fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo. Tutte queste modalità sono valide ai sensi di legge. La volontà resa all'ASL, al comune o all'AIDO è registrata nel sistema informativo Trapianti. Donare è un atto d'amore che può salvare una vita. Fai la scelta giusta. Diffondi la cultura del dono. Regala il tuo sì alla donazione di organi e tessuti. Questa macchina viene utilizzata per il trasporto organi principalmente, quindi salviamo vite. L'importanza della donazione? Sono tutti i principi giusti e come ripeto bisognerebbe farli girare un po' più di più, soprattutto anche nei vari canali RAI, proprio in quei principali, in mezzo alle varie pubblicità di stupidaggini tante volte che ci sono. Qualcosa di serio ogni tanto ci vorrebbe. Forse come magari una persona si interessa alla crema o meglio alla birra, può essere anche, ci faccio un'idea chiara anche della donazione. Secondo te come si può fare per intrigare ancora di più i giovani, ecco, su questi temi molto delicati ma che dovrebbero veramente essere, visto che loro si battono per cose importanti, per l'ambiente, anche questo vuol dire essere nel gruppo, capire l'importanza di fare comunità, di aiutare la società. Prego. Ma ti dirò che io ho avuto a che fare con diversi giovani, diversi anche perché ho frequentato anche le scuole, sono andato in giro per le scuole e quant'altro e ho visto tanto interessamento da parte dei giovani per questo argomento. Il problema qual è? Che poi purtroppo quando arrivano a casa parlano con i genitori e i genitori sono ancora alla vecchia maniera. Quindi dicono ma sei matto, ma ti sembra, ma non so neanche cosa pensarci. E allora è anche per questo che prima dicevo che bisognerebbe fare anche un attimo di istruzione ai genitori, alle persone più attempate, diciamo, perché proprio purtroppo c'è sempre questo principio che si porta avanti da anni. Sono quelle più arrabbiate poi quelle... Esatto, sono anche poi quelle che pretendono di più, quelle che esigono di più e quello che dicono ma perché lui viene salvato io no. Però c'è un però. Paola da Padova, poi continuiamo, se no cade la linea. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Aspetta che parla una rabbiosa qua, una vecchia rabbiosa razzista. Allora, per quello che vedo io, dei trapianti, l'argomento trapianti che è importantissimo, ci vorrebbe più informazione ma anche più trasparenza. Signor Mirko, è ovvio che lei, essendo vivo grazie a quello, non può che parlarne bene ed è giusto che sia così, sono d'accordo su questo che sia così, però
non può negare che ci sia un terribile traffico di organi, perché da decenni che dei listini prezzi dappertutto, quindi non fa bene alla causa negarlo. È giusto che, cioè, a mio modo di vedere, che venga detto c'è questo orribile traffico di organi, dobbiamo debellarlo, perché non è così, deve essere il trapianto da donazione, non certo da estirpare a vari bambini o anche adulti, rene eccetera. C'è un listino prezzi, esiste da decenni, non penso che non dirò niente di nuovo. Non è a conoscenza, vabbè, non dico nient'altro, però strano che lei non ne sia a conoscenza, perché è talmente da decenni, ripeto, diffuso. Per quanto riguarda l'assessore, il problema immigrazione è un problema enorme. Sicuramente dobbiamo un domani diventare tutti fratelli, questo è l'obiettivo, perché è giusto che sia così, però è anche innegabile di tutti i problemi che comunque tutti noi dobbiamo essere chiamati a risolvere. Che una parte di immigrazione faccia quello che faccia e viene sottovalutato perché il numero è piccolo, ma a me ne basta uno che mi copa, me ne basta tre che mi gabbia massate botte e roba. Tutto quello che poteva avere. È chiaro che io non posso certo dire sta solo 3, che ne aspettiamo altri 7, e comunque l'importante è che non si neghino i problemi. Lo stesso discorso dei trapianti, perché non fa bene alla causa, e non occorre comunque che una persona delinqua per avere dei grossi disagi, perché la convivenza, bisogna anche dire, a questi nuovi popoli, culture che devono un po' adattarsi a noi, non si possono imporre perché è la loro cultura. Anche questo è un grossissimo problema, perché per il momento le nostre città sono veramente peggiorate, e non parlo solo di immigrazione del sud, del nord, da qualsiasi posto. Certo che le nostre città, da luoghi sicuri, sono diventate dei luoghi da far paura. Molto chiara Paola, scusami, ma ormai siamo proprio in chiusura, devono rispondere gli ospiti. Prego Mirko, cominciamo allora, e così termini anche il discorso che stavi terminando. Personalmente ti posso dire che mi sento offeso da quello che ha detto la signora, perché innanzitutto io non ho mai pagato nessuno e mai pagato nulla. L'unica cosa che ho fatto è stato pagare una visita specialistica all'inizio del 2017 con il professor Gerosa. Da lì in avanti io non ho più tirato fuori nemmeno un centesimo. Prima cosa. Seconda cosa, non sono una persona diciamo che si è messo in vista, in mostra, o soprattutto che sono stato un preferenziato. Sono stata una persona fortunata che ha trovato un donatore compatibile a me, compatibile con il mio peso, con il mio sangue, con la mia persona, e che mi ha donato il suo organo. Io al Signore non ho mai pagato niente, e soprattutto è una cosa molto offensiva quello che ha detto, che ci sia un listino prezzi per gli organi. Questa è una cosa che secondo me andrebbe tranquillamente denunciata, perché è un'ignoranza generale di quello che può essere la donazione, come ti stavo dicendo prima. Ognuno si prende le proprie responsabilità quando chiama, giustamente. Se c'è qualcuno che sa e che è sicuro, ci sono anche le denunce che si possono fare, con nomi e cognomi date, le forze dell'ordine sono a disposizione. Assessore, c'è questa voglia anche di far capire invece l'importanza della donazione, diventare donatore, far capire anche a questi genitori di iniziare a parlare con i propri figli in casa quando si trovano, perché ormai è anche difficile trovarsi sia a pranzo che a cena, però iniziare a discutere di temi veramente seri, di etica e di valori. Prego, Assessore. No, sicuramente la famiglia è importante, già ritrovarsi a tavola a mangiare o a pranzo o a cena già ormai è diventato un traguardo. Riuscire a parlare di tematiche come queste della donazione deve trovare lo spazio. Io vedo per esempio la mia esperienza da quando abitavamo a casa con i miei genitori, quando ho iniziato ad essere donatore dell'Avis anni fa, proprio
essendo che ero diventato io, parlandone con mia sorella, dopo è diventata anche lei, e dopo è diventata, in giro di 3 anni, tutte le mie sorelle. Però questo è partito un input da uno della famiglia, ecco. Però non è così scontato, diciamo, che capita, ecco. Però, c'è forse ancora tanta paura, come diceva Mirko, perché si spiega poco, non si sa. Per quello io invito anche questi luminari per far capire l'importanza della donazione. Anche, Mirella, scusa se ti interrompo, ma a sentire anche, come ripeto, le parole della signora che ha detto che c'è un mercato di organi, anche no, non siamo in America, siamo in Italia questo non esiste. No, Livio da Padova, vai Livio. Velocissimo perché so che siete in chiusura. Dunque, intanto faccio i miei complimenti all'assessore. E poi saluto anche cordialmente e faccio i miei più cordiali auguri al signore che è trapiantato. A Mirko, ecco, sì, non avevo capito il nome. Faccio solo una considerazione. Certo che tutte queste persone che attendono un trapianto e che purtroppo non possono essere accontentate, la loro posizione non è certo piacevole, non solo nel senso che sono preoccupati per il fatto che non possono essere trapiantati, ma anche perché si sentiranno un po' invidiosi verso coloro che invece hanno trovato la fortuna, come il signor Mirko, di trovare un donatore diciamo compatibile con il loro male e con la loro posizione è penosa e non è piacevole, ecco. Grazie, vi saluto. Grazie Italo, grazie Livio. Andiamo a vedere questo video giovani marocchini, poi lo commentiamo con l'assessore Mohamed Mamouche. Allora, Assessore, cosa abbiamo visto questo trailer che spiega veramente l'importanza anche del valore dei giovani, questi spostamenti, questo conoscere, capire, prego. Beh, questo video è proprio di un mese fa che con la nostra associazione Giovani Italo-Marocchini, che è un'associazione che fa parte, ci sono dentro ragazzi di seconda e terza generazione che sono nati e cresciuti in Italia, che paradossalmente conoscono più dell'Italia, conoscono i nomi di Mammelli e non conoscono le loro origini, quindi del Marocco. Quindi con la nostra associazione è quello di valorizzare la cultura italiana e la cultura marocchina, quindi la cosiddetta doppia identità. E questo viaggio che è stato fatto lo scorso mese era in accordi con il Ministero in Marocco, dove 30 giovani da tutta Italia, italiani, marocchini, da nord a sud, comprese le isole, selezionati, perché erano 30 posti, sono arrivati tipo più di 250 candidature. L'obiettivo era andare a conoscere il Marocco nella parte istituzionale, culturale, e quindi è stata una settimana di conoscenze tra incontri nei ministeri, delle istituzioni, poi siamo andati a vedere le varie città a nord, proprio per conoscere di più le proprie radici, perché uno di quei motivi del disastro giovanile che c'è oggi, tanti giovani oggi non sanno da che parte sono. Io personalmente quando andavo in Marocco mi dicevano ecco è arrivato l'italiano, qua mi dicevano ecco il marocchino, proprio in dialetto veneto. Quindi allora dice allora dove sto? Adesso si scherza, ma questo è un problema, perché quindi se uno non conosce da dove viene non può valorizzare anche quello che trova. Quindi nella nostra associazione cerchiamo di valorizzare questa cosa e per fortuna sta andando bene, perché era inizialmente un progetto locale ed adesso è diventato di impatto nazionale e andiamo avanti. Infatti ho avuto l'altro giorno questa scrittrice marocchina che ieri partecipava anche a questo evento meraviglioso del Festival Italmarocchino, che ha detto noi saremmo anche stanchi di sentire sono stati i marocchini a fare questo, quello era un marocchino, poi andiamo a vedere magari era un tunisino, non c'entrava niente col Marocco.
ecco anche qua bisogna capire e distinguere, che arrivi un'informazione corretta, perché sennò non ne andiamo fuori e la rabbia aumenta. Prego, no, su questa cosa mi viene da ridere quando succede, ecco è stato il marocchino a fare questa cosa sul vicino a voi, facciamo in realtà per esempio in indiano, forse più vicino all'Italia che al Marocco per esempio, quindi neanche a livello geografico non ci siamo, si scherza ovviamente su questo, si drammatizza diciamo, però è un problema vero perché al giorno d'oggi non riusciamo anche a distinguere le varie culture e non riusciamo a distinguere chi è marocchino, chi è senegalese, chi è, e questo vuol dire che c'è ancora tanta strada da fare e tanto dialogo, però vedo comunque che in Italia rispetto ad altri paesi europei stiamo andando comunque, per quanto ci sono problemi, per quanto l'Italia ha un altro tipo di visione, un altro tipo di metodo che per quanto ci possiamo lamentare sta funzionando, va migliorato assolutamente, ma rispetto ad altri paesi europei meglio tenersi quello italiano. Anche perché lo dice Mohamed Amouche, assessore al commercio e turismo di Pieve di Soligo, perciò capite l'importanza delle parole che ha detto, che io ringrazio veramente di essere stato ospite e veramente far capire che forse col dialogo e l'informazione corretta forse facciamo dei passi in avanti. Grazie Assessore Amouche. Sentiamo come si saluta Mirko Bernardinello. Mirko, come ci saluti? Beh, intanto ti ringrazio di nuovo per l'invito. Mi ha fatto molto piacere conoscere l'assessore e spero che poi ci siano altre maniere che per vederci anche all'esterno. E niente, io continuo sempre a ribadire il mio principio, portarlo avanti sempre. E per quanto riguarda il discorso dei marocchini, secondo me l'integrazione deve essere una cosa generale. Io sono un uomo, lui è un uomo. Non c'è bisogno di dire lui è marocchino, io sono italiano. Siamo tutti quanti nel stesso mondo. C'è stata una persona che ha detto chi non ha peccato scagli la prima pietra. E lì sono tornati tutti indietro. Quindi, come si può dire? No. Chi non ha colpe scagli la prima pietra. Grazie, grazie anche a Mirko Bernardinello. Grazie ancora. Pubblicità.
E abbiamo chiuso e stiamo chiudendo questa ultima parte di Sveglia Veneti con tanta tenerezza, questo video importantissimo che avete visto. Ringrazio l'avvocato Mauro Gherardi, presidente Associazione Nascere per Vivere, di averci mandato questo video che fa capire tante cose, dobbiamo riflettere. Saluto anche Vittoria Calò, sindaca Isola Rizza, Verona, assieme anche al dottor Giacomo Beltrame, presidente Coldiretti Isola Rizza. Grazie anche a voi di essere qui, ecco, perché abbiamo bisogno anche di tenerezza. Allora inizierei proprio dall'avvocato Gherardi. Avvocato, prima abbiamo sentito qualcuno con molta rabbia, abbiamo sentito un trapiantato che non accetta, dice non è possibile sentire, noi dobbiamo avere delle informazioni corrette, perché la vita è un bene prezioso, veramente una cosa importantissima. Prego, avvocato. Tanto grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Sì, noi come spiega un po' il volantino dell'associazione, siamo un'associazione nata dall'amore di genitori che hanno vissuto, dei papà e di mamme che hanno vissuto l'esperienza della nascita prematura dei loro figli, e chi ha portato a casa i bambini, chi purtroppo non è riuscito a portarli a casa perché i bambini purtroppo non ce l'hanno fatta, ma tutti insieme hanno fondato questa associazione nel 95 allo scopo di dare una mano a chi vive questa esperienza dopo di noi, insomma. Dopo negli anni in realtà l'associazione si è strutturata meglio e oggi ci dedichiamo a tutta l'area pediatrica, compresa chirurgia pediatrica, oftalmologia, malattie del metabolismo, e quindi non solo la terapia intensiva, ma diciamo che partiamo da lì. E quindi è stato un gesto d'amore che continuiamo a portare avanti con tanti volontari che ci danno una mano, soprattutto nei momenti cruciali dell'anno in cui si fa la raccolta fondi, perché è chiaro che per poter finanziare borse di studio piuttosto che progetti di sostegno psicologico servono i soldi, e quindi però c'è tanto entusiasmo. Faccio un esempio, ho mandato delle foto, non so se le manderete, ma sì, dopo le manderemo di sicuro. Senta, ecco, avvocato, un'altra cosa però importante è capire i passi da gigante che ha fatto la scienza, la ricerca e la tecnologia. Noi vediamo queste creature all'interno di queste incubatrici, come le chiamiamo una volta i nostri nonni, ecco, che cercano di portare avanti la vita. Ecco, diciamo veramente che abbiamo fatto in pochi anni dei passi da gigante. Prego, avvocato. Assolutamente, dico io, mio figlio ha 30 anni ormai, e il mondo è completamente cambiato da questo punto di vista, nel senso che al tempo bambini di 600-700 grammi facevano fatica a sopravvivere, oggi salvano anche bambini di pochi etti. Qualcuno porta con sé delle conseguenze, ma per la maggior parte diciamo che tornano a casa e stanno bene, poi riprendono una vita normale come tutti gli altri bambini, insomma, nella maggior parte dei casi, che è un po' il messaggio che cerchiamo di passare ai genitori che vengono ricoverati, perché all'inizio c'è davvero spaesato. Pensate alla mamma che si immagina un bambino paffuto come quello che si vede nelle pubblicità e si trova davanti un bambino che ha pelle e ossa, praticamente molto piccolo, e non lo riconosce come il figlio che si era immaginata. Ecco, e qui anche nel video si vede chiaramente che la cosa molto importante è ricostituire il contatto tra madre e bambino fin dall'inizio. Ai tempi in cui sono entrato io in questo reparto, diciamo, c'era un'ora di visita al giorno e quindi c'era pochissima occasione di contatto con il bambino, ma il bambino, se è possibile, però, nonostante magari sia sotto terapie oppure intubato, eccetera, percepisce immediatamente la presenza della madre. Tant'è che abbiamo spinto molto, e oggi, diciamo, fa parte della terapia anche la presenza della madre con la cosiddetta marsupioterapia. La mamma tiene il bambino, come avete visto, al petto, e quindi il bambino viene molto rassicurato e lo aiuta moltissimo nel percorso di cura. Quindi fa parte integrante della terapia, come i farmaci, come la termoculla, che serve perché non hanno termoregolazione fino a circa 1,8 kg, 2 kg. Allora andiamo a salutare anche Vittoria Calò, sindaca di Isola Rizza. Vediamo anche le foto che ha mandato assieme al dottor Giacomo Beltrame, poi appunto presidente Coldiretti Isola Rizza. Sentiremo cosa ci dirà, visto che prima abbiamo avuto anche il direttore della CIA Confederazione Agricoltori ospiti. Sentiamo anche un'altra campana. Allora, sindaca, cosa ci racconta? Com'è la situazione? Ecco, queste informazioni che arrivano sempre di più, ma bisogna che siano informazioni corrette, ma sapere anche cosa non c'è nel territorio con queste associazioni meravigliose che abbiamo la fortuna di avere, e veramente dobbiamo supportarle. Prego, sindaca Calò.
Allora, buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito. Sono Vittoria Calò, sindaco di Isola Rizza, un piccolo comune della provincia di Verona di circa 3.300 abitanti. Per quanto riguarda, è un comune prevalentemente agricolo, quindi è basato soprattutto sull'agricoltura e sull'allevamento. È un comune dove il gonfalone viene rappresentato da una scrofa che all'epoca era simbolo di fecondità e con una spiga di riso in bocca, perché essendo Isola Rizza era un'isola e veniva coltivato il riso. È un comune che fino al 1872, ora stiamo vedendo il Regio Decreto, veniva chiamato Isola Porca Rizza, poi su proposta del Consiglio Comunale di allora il re Vittorio Emanuele ha concesso il cambio del nome in Isola Rizza. È un comune, diciamo, abbastanza famoso soprattutto per il ritrovamento di un reperto molto importante che viene appunto raffigurato nella foto, si chiama il Tesoretto. È un reperto che nel 1872 un fittavolo del parroco, lavorando la terra, aveva trovato appunto sotto la terra, e purtroppo allora c'era l'analfabetismo, quindi non si era reso conto del grande valore dell'oggetto, l'aveva usato nel pollaio. Però dopo il parroco, ovviamente preparato culturalmente, si era reso conto che era un reperto che corrispondeva al V secolo, quindi un tesoretto dei Longobardi. Si presume che la regina Rosmunda, passando dal territorio di Isola Rizza, un po' dopo la morte del re Alboino, avesse voluto sotterrarlo per proteggere dagli invasori. E questo tesoretto, l'originale, è stato venduto all'epoca al Museo di Castelvecchio, si trova a Verona. È un reperto molto molto prezioso, per cui sta girando un po' tutta l'Europa, viene definito oggetto di catalogazione per altri reperti ritrovati dell'epoca, e noi a Isola Rizza siamo riusciti ad avere, con un lavoro laborioso di un anno, una riproduzione identica che si trova all'interno della sede comunale. Ora io mi sto collegando dal mio ufficio, dalla sede comunale di Isola Rizza. Abbiamo visto prima la foto. La sede è una villa Polettini, tutelata dalla sovrintendenza, una villa molto bella del XV secolo, e è presentata da un piano terra e da un primo piano. Questa famiglia Polettini all'epoca aveva un amico molto famoso, un pittore che si chiamava Giacomo Fabretto, un veneziano, che ogni volta che veniva loro a far visita lasciava un quadro. Infatti parecchi quadri del Fabretto rappresentano degli scorci del territorio di Isola Rizza. Ma il regalo più importante noi lo troviamo al primo piano, la cosiddetta sala consigliare, dove viene raffigurata la finta malata, richiamando un po' la commedia dei Goldoni, dove questa maschera rosaura con pantalone si fingeva ammalata perché era innamorata del dottore. Quindi Isola Rizza è veramente un territorio basato con delle peculiarità molto, molto belle, molto storiche, molto importanti. Abbiamo la presenza di altre ville, di 2 chiese, e quindi è proprio un territorio, diciamo, a sud di Verona, ma carino e anche, insomma, oggetto di visibilità. Avete sentito con quanta passione questa sindaca sta spiegando il proprio territorio, il proprio comune? Io sono sempre orgogliosa di avere questi sindaci, anche giovani, che cercano di far capire cosa c'è oltre la tua visione. Ecco, abbiamo questi paesi bellissimi che non conosciamo purtroppo poco, dove abbiamo veramente delle meraviglie che vale la pena di visitare. Per questo io vi invito e vi dico: mandatemi i video, mandatemi le foto, perché veramente siamo talmente belli e abbiamo talmente tanto che non ci rendiamo neppure conto. Ne abbiamo tanto, ma abbiamo anche poco. Se va avanti così con questo cambiamento culturale, dottor Beltrame, cosa succederà all'agricoltura? Ecco, siamo molto preoccupati, ecco, se ne parla tanto, ma come azione non è che vedo tanti risultati, manca manodopera, manca. Prego, dottor Beltrame, cosa ci racconta? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Sì, le problematiche nel nostro settore sono diverse, ma il settore dell'agricoltura è sempre stato caratterizzato da una resilienza molto forte. La natura dell'agricoltore è quello di farsi sulle maniche e ripartire. È vero, gli eventi calamitosi
sono sempre più intensi e sempre più frequenti, ma questo ovviamente non ci demoralizza, anzi ci dà nuova linfa vitale per andare avanti. Io penso che i nostri borghi, il nostro paese come Isola Rizza, in proiezione futura possono avere una vita molto rosea. Io ovviamente sono di parte, però noto che la situazione sociale che si vive in questo territorio è molto più controllabile, molto più gestibile a confronto magari invece di quello che si può vivere nelle grandi città, anche perché Isola Rizza ne è proprio l'emblema. Sono paesi comunque molto dinamici che sono caratterizzati da una forte vita sociale. Infatti noi ormai siamo all'alba della 18ª festa della costata che come sezione Coldiretti Isola Rizza organizziamo, 18ª, quindi diventiamo maggiorenni, un traguardo importante. Purtroppo sono stati persi 2 anni causa Covid, però insomma ci siamo ripartiti, ovviamente il ringraziamento va a chi c'era in quel periodo, siamo ripartiti con grande entusiasmo anche perché quest'anno festeggiamo gli 80 anni della Coldiretti Verona e Isola Rizza è stata una delle prime sezioni che poi si è affiliata alla federazione provinciale, quindi anche noi nel nostro piccolo andremo a festeggiare giovedì 5 giugno gli 80 anni della nostra sezione. E come andremo a farlo? Con un convegno aperto a tutte le altre associazioni, a tutta la collettività, anche con, poi ci saranno ovviamente dei momenti conviviali, con dei prezzi molto agevolati e abbordabili, perché lo spirito che abbiamo in questo contesto è quello proprio di aggregare. Sappiamo che come agricoltori abbiamo un ruolo sociale, un ruolo che ci viene anche riconosciuto sul territorio e per questo abbiamo deciso di creare tutte le condizioni per poter avere il maggior numero possibile. Ovviamente ripercorrendo questi nostri primi 80 anni, quindi ci sarà anche un momento cerimoniale, andremo a consegnare delle targhe ai presidenti o ai parenti dei primi presidenti per ringraziarli per lo spirito che hanno avuto in tutto questo e il tempo che hanno dedicato a questo ruolo. E a margine dei classici giorni, che sarà 5, 6, 7, 8 giugno, abbiamo creato tutta una serie di momenti coinvolgendo anche le scuole. Penso al venerdì avremo i bambini, io lo chiamo ancora in maniera affezionata asilo, ma ovviamente è la scuola dell'infanzia Buonanome di Isola Rizza, dove andremo a creare per i più piccolini un percorso sensoriale con elementi della natura. Quindi i nostri bambini andranno, al di là che anche la mia bimba frequenta questo istituto, ma i bambini andranno a contatto con veramente i materiali della terra. Gli faremo fare un piccolo laboratorio dove ci sarà anche una fase di semina e i bambini si porteranno a casa ciò che verrà seminato, perché una cosa che notiamo è che con le nuove generazioni in maniera anche naturale, posso confermarlo, però c'è sempre più un distacco, no? Si pensa che l'uovo venga fatto al supermercato, invece noi con le nostre iniziative, ovviamente anche a livello provinciale, informazione questi genitori. Io ringrazio anche il dottor Giacomo Beltrame, devo correre perché sono quasi in chiusura. Abbiamo conosciuto anche Vittoria Calò, sindaca Isola Rizza. Andate a visitare, muovetevi, uscite, non dovete fare tantissima strada, andate a visitare queste meraviglie. Volevo sapere invece dall'avvocato Mauro Gherardi cosa ne pensa di questa sentenza che veramente ha dato veramente dignità a questi bambini, di avere questi genitori, questa sentenza della Vittoria Mamme Arcobaleno. Cosa ne pensa, avvocato? Come l'ha vissuta? In realtà di questa sentenza non so nulla. Non sa non nulla? sono preparato, Hanno non me ne avevo diritto di parlato. avere 2 mamme o 2 papà con lo stesso cognome, questi bambini che prima non riuscivano a capire da che parte erano. Tanta fatica per vivere, però dopo bisogna dare anche dignità a queste creature e a questi genitori. Lei è anche un avvocato, penso che abbia sentito parlarne di questa cosa, o sbaglio, avvocato? No. No, sicuro no, perché mi occupo di altro. Allora gliela faccio vedere così sente, andiamo a vedere questa Vittoria Mamme Arcobaleno. Giustizia alle nostre bambine e ai nostri bambini, ma soprattutto che rende giustizia alle bambine e ai bambini che nasceranno, perché da oggi di fatto in Italia i bambini e le bambine che nasceranno da coppie di 2 mamme potranno essere registrati alla nascita con entrambi i loro genitori e quindi potranno avere piene tutele e pieni diritti.
La gioia delle famiglie arcobaleno dopo la sentenza della consulta che definisce incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all'estero. Valentina Bagnara, portavoce delle famiglie arcobaleno del Veneto, insieme alla moglie Daniela, è stata al centro di questa vicenda. La loro figlia di appena 3 anni è una di quelle bambine registrate all'anagrafe di Padova dal sindaco Sergio Giordani. Al di là delle poche sindache e i pochi sindaci come quello di Padova, Giordani, che ringraziamo infinitamente, hanno fatto finora, tutte le sindache e tutti i sindaci d'Italia potranno fare questo atto di giustizia e di realtà, perché di fatto riconoscere i bambini e le bambine con entrambe le loro madri non fa altro che riconoscere da parte della legge quella che è la realtà della loro vita e delle loro famiglie. Secondo la consulta, il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori e il diritto di mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo. La genitorialità è un progetto che si costruisce nel tempo e che investe tutte le nostre vite, e da questo punto di vista non riconoscere una delle due persone che ha dato luogo a quel progetto, che ha costruito quel progetto, lede enormemente la vita e l'identità dei bambini e delle bambine che da quel progetto nascono. Da 2 anni a questa parte tante altre coppie di mamme come Valentina e Daniele hanno vissuto la paura e la preoccupazione di veder cancellato il cognome della mamma intenzionale dal certificato di nascita dei figli e le figlie nate attraverso un percorso di procreazione medicalmente assistita, un percorso affrontato, come ricorda Valentina, da entrambe le mamme, biologica e intenzionale. Avrà anche 2 mamme risolute e molto decise nel continuare la lotta di tutte le altre famiglie arcobaleno d'Italia. Ecco, abbiamo messo anche al corrente l'avvocato Gherardi, vediamo anche le foto adesso che invece ha portato lui. Ecco, come ci saluta, vediamo anche le foto che ci ha mandato. Prego, avvocato. Questo è il volantino dell'associazione che si può trovare anche sul sito che è www.navi.it, dove ci sono riportate tutte le informazioni sull'associazione. Io colgo l'occasione per ringraziare i volontari, come dicevo prima, che tutti gli anni in occasione dei mercatini di Natale si prestano, sono oltre un centinaio di persone che ruotano nei vari turni di Babbo Natale e degli elfi che accolgono i bambini e le loro famiglie, per fare anche adulti, per fare le foto col Babbo Natale, che vengono riportate su un calendario che poi tengono per ricordo per tutto l'anno. Ci sono bambini che sono cresciuti insieme al nostro calendario, ormai da oltre 10 anni facciamo questo è il coro dell'Ordine degli Avvocati di Verona, che collabora da sempre con l'associazione, che ringrazio, perché tutti gli anni vengono nel contesto dei mercatini di Natale a fare il coro natalizio per fare gli auguri di Natale ai cittadini veronesi e agli ospiti dei mercatini di Natale. Grazie avvocato Mauro Gherardi, presidente associazione Nascere per Vivere, essere stato con noi. Sindaca Calò, lei avrebbe firmato, abbiamo sentito, abbiamo visto anche ieri un sindaco Giordani strafelice, ha detto oggi si parla di amore. Prego sindaca. Beh, certamente è sempre un ruolo molto importante quello delle madri, quindi di riconoscimento. Sicuramente è un passo che tutti noi dobbiamo affrontare e dobbiamo portare avanti. Quindi io ho visto anche il lavoro dei volontari che si adoperano tanto per cause giuste. Premetto anch'io di ringraziare i volontari che ho qui nel mio territorio, perché dove non arrivano le istituzioni arrivano loro. E il loro ruolo è di apprezzamento e soprattutto di riconoscimento, perché in una società come la nostra la figura del volontario è assolutamente indispensabile. Grazie anche al sindaco Vittoria Calò, sindaca Isola Rizza, Verona, di essere stata con noi, una civica. Sentiamo anche il dottor Giacomo Beltrame, presidente Coldiretti Isola Rizza, come ci saluta. Prego, dottor Beltrame.
Vi saluto intanto invitando tutti ovviamente al nostro evento prossimo 5, 6, 7, 8 giugno e chiudo ovviamente con i ringraziamenti, quindi sicuramente devo ringraziare la mia amministrazione Isola Rizza. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti a tutte le associazioni e a tutti i volontari che durante questo periodo ci aiuteranno, ma anche tutto l'anno, ovviamente a tutti gli sponsor che hanno contribuito anche in maniera economica per la riuscita di questo evento, e auguro buon lavoro a tutti. Grazie anche a lei, veramente grazie dottor Beltrame. Ecco, cerchiamo anche di portare l'attenzione su temi importanti, vari temi a 360 gradi, perché bene o male siamo coinvolti tutti, perché alla fine si parla sempre di ambiente. Ecco, questo ambiente che veramente sta cambiando, dobbiamo cambiare anche la cultura anche nel modo di lavorare, perché ne abbiamo veramente bisogno, e soprattutto capire l'importanza anche di mettere i soldi dove veramente servono per aiutare veramente queste famiglie in forte difficoltà, aiutare i sindaci. Sono gli unici veramente referenti che abbiamo nel territorio, io ne sono orgogliosa, sono quelli che sono tutti i giorni nel pezzo e non sanno neanche loro più che santi chiamare per far capire che forse bisogna dare la possibilità a loro di investire di più dove ce n'è bisogno, che loro hanno le idee chiare. Grazie veramente, grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Carissimi telespettatori, bentornati con noi pure oggi. Oggi vi proponiamo una pizza così come possiamo farla in casa. Abbiamo ricevuto alcune richieste e quindi noi proveremo a farvi una pizza in maniera che voi poi a casa possiate fare altrettanto. In futuro vi porteremo da un nostro amico e vi faremo vedere la pizza come viene fatta in una pizzeria a tutti gli effetti. Iniziamo con il sciogliere il nostro lievito di birra nell'acqua, acqua che deve avere una temperatura inferiore ai 25 gradi, perché altrimenti gli enzimi del lievito di birra vengono inibiti, quindi mi raccomando piuttosto più fredda che sopra i 25 gradi. Dopo che abbiamo sciolto il lievito nell'acqua, andiamo a versare il tutto in un contenitore più grande, al quale aggiungeremo la nostra farina. Ecco, la quantità di farina è leggermente variabile sia dall'umidità atmosferica sia dall'umidità che può avere la farina. Poi aggiungiamo un pizzico di strutto lo si trova facilmente, altrimenti possiamo normalmente sostituire lo strutto con dell'olio extravergine di oliva, mentre il sale lo metteremo in ultima perché il sale blocca la lievitazione. Quindi andiamo ad impastare questi due ingredienti e dobbiamo creare un composto morbido ma elastico nello stesso tempo, per cui ci metteremo 2 minuti in più ad impastare, però dobbiamo lavorarlo bene bene. Quando avremo creato la palla, che tra 2 minuti vi farò vedere, la lasceremo riposare in una terrina coperta da uno straccio umido fino al raddoppio del suo volume. Quindi in un ambiente di circa 20 gradi ci vorranno circa 2 ore, 1 ora e mezza, 2 ore. Ecco, andiamo a impastare sulla spianatoia ed impastiamo, come abbiamo sempre detto, aiutandoci con il palmo delle mani, in modo da scaldare leggermente la pasta e far sì che la farina venga assorbita meglio. Ci vuole un po' di pazienza, però sicuramente i vostri figli ne saranno felici. Ecco, dopo alcuni minuti che abbiamo impastato abbiamo ottenuto un composto elastico, vedete come si ritrae nuovamente, lo arrotondiamo. Uno dei trucchi che usano i pizzaioli quando fanno le palline, chiaramente più piccole di queste, è che sotto si crea una spirale praticamente. Dopodiché
Prendiamo una bacinella, la sporchiamo con un po' di farina, mettiamo il nostro panetto a lievitare in un posto asciutto a una temperatura costante senza passaggio di aria e dopo un'oretta saremo pronti per tirare la pasta. Ecco, è passato il nostro tempo di lievitazione, come potete vedere il panetto ha raddoppiato il suo volume. Ora andiamo a tirarlo con il mattarello, come potete vedere è venuta bella. Allora qui ci aiutiamo con un mattarello e tiriamo la pasta dello spessore che preferiamo. Con questo impasto potete fare tranquillamente sia la pizza bassa e fine, sia la pizza quella un po' più grossa che solitamente si trova nei negozi di asporto, lasciandola poi lievitare altri 10 minuti in placca. Noi ora la tiriamo, poi andremo a disporla in una placca, dopodiché andremo a condirla e la cuoceremo. Ecco. La placca, se volete ungerla con un filo di olio, se volete lasciarla così, questo va a vostra scelta. Comunque, ecco, la stendiamo bene aiutandoci con le dita, vi creiamo un pochino di bordo, dopodiché noi oggi ve la proponiamo con mortadella, funghi e pomodorini. La base è sempre quella classica del passato di pomodoro leggermente salato e crudo. Ecco, un po' di mozzarella tagliata a dadini, e poi dopo possiamo affidarci alla vostra fantasia e a quello che più vi piace. Questa, diciamo, è la base universale, come sicuramente anche voi sapete. Ecco. La nostra variante casalinga oggi vede protagonista la mortadella, che quando è cotta la mortadella emana un buonissimo profumo, 2 funghetti, e in ultima 2 dadini di pomodoro assieme alla mozzarella. Se gradite un filo d'olio lo mettiamo, dopodiché andiamo ad infornarla in forno a 250 gradi per circa una decina di minuti, il tempo che si crei la crosticina e il tutto sia ben rosolato. Eccoci, è passato il nostro tempo di cottura e come potete vedere la nostra pizza è piacevolmente riuscita. Ora vediamo cosa succede e come è venuta. Io mi auguro sia buona, il profumo è buono. Ecco qua, gustosissima, resiste un paio di giorni. Quella che non mangiate subito la mettete in frigo, la potete riscaldare in forno nei giorni successivi ed è una cosuccia simpatica che può allietare una vostra serata in compagnia con amici oppure i vostri bimbi.